Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo lunedì 9 agosto, per questa settimana che ci accompagna al Ferragosto, un Ferragosto anche quest'anno strano, lo abbiamo definito così più volte sotto tanti punti di vista. Come sempre tutti gli aggiornamenti nel corso della nostra diretta del mezzogiorno per quanto riguarda la cronaca, la politica, l'attualità. Cominciamo con la cronaca perché si sono registrate nuove tragedie sulle strade trevigiane e venete nelle ultime ore, un'escalation veramente che sembra non lasciare scampo. Questa mattina alle 4:30 siamo nella zona di Susegana, sulla provinciale 34 verso Colfosco. Un uomo di 50 anni, Gianfranco Olivotto, dipendente dell'Electrolux, è stato travolto e ucciso da un camion guidato da un uomo di 47 anni, un operaio di Spresiano. L'autista del mezzo pesante ha subito chiamato i soccorritori del SUE, ma le manovre del personale sanitario del 118 purtroppo sono risultate vane. Sul posto ci sono i carabinieri, stanno indagando, non si esclude al momento nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo, ma per l'appunto dobbiamo usare il condizionale perché appunto le indagini sono tuttora in corso. Tra l'altro ieri sera verso le 7, poco distante a Gaiarine, c'è stato un altro incidente stradale. A perdere la vita un'imprenditrice di 48 anni, residente a Bruniera, ma con un'impresa imprenditrice proprio nella zona. Si tratta di Federica Scottà, appunto di 48 anni, di Bruniera in provincia di Pordenone. Lo schianto frontale con un'auto sulla quale viaggiavano due ragazze di Silea che sono state portate in ospedale, ma appunto le loro condizioni sono risultate confortanti fin dall'inizio. La donna invece non ce l'ha fatta, è morta praticamente sul colpo. È successo sostanzialmente in via Padre Maschio a Gaiarine verso le 7 di ieri sera. Tra l'altro un periodo, lo dicevamo, davvero nero sul fronte degli incidenti stradali. Soltanto nella giornata di sabato 2 i morti sulle strade trevigiane, poi a Venezia nella zona di Chioggia quel ragazzo di 26 anni morto nelle vicinanze dell'ospedale Clodiense, quindi una scia di sangue. Del resto anche i dati che arrivano dalle terapie intensive del Veneto ci segnalano un aumento esponenziale degli incidenti, quindi terapie intensive che non sono impegnate soltanto sul fronte del Covid. Ci sono poi i temi dell'attualità e gli echi della manifestazione No Pass, No Vax che si è tenuta sabato pomeriggio a Padova. Migliaia le persone, ma stanno scattando proprio in questi minuti, in queste ore, le prime multe. Ma vediamo cosa è successo. Almeno una decina di persone verranno multate in queste ore per il mancato uso della mascherina durante la manifestazione regionale No Vax e No Green Pass che si è svolta a Padova sabato pomeriggio. Il numero di sanzioni però potrebbe essere maggiore dopo gli accertamenti che in queste ore sta facendo la questura di Padova. Circa 4.000 i partecipanti al corteo che si sono radunati in piazza Duomo sabato sera e poi hanno sfilato lungo le strade cittadine blindate per il terzo sabato consecutivo per evitare momenti di tensione e consentire l'afflusso in città di chi invece non voleva partecipare alla manifestazione. Soliti slogan come giù le mani dai bambini. Molti minorenni fatti sfilare in prima fila tra icone religiose e simboli che evocavano il nazismo. In piazza si sono viste anche svastiche disegnate nei cartelli contro gli esponenti del governo. Prima di iniziare i manifestanti hanno fatto anche un minuto di silenzio contro la scelta del governo di introdurre il Green Pass. Dopo una lunga agonia, ieri hanno ucciso in maniera definitiva la democrazia. Un attimo di raccoglimento.
toni decisamente forti e ai quali ormai ci siamo anche un po' abituati nelle ultime settimane. La scorsa settimana, per esempio, ci sono state diverse manifestazioni anche nel Trevigiano, precedute appunto da cortei analoghi a Castelfranco, Bassano, un po' in tutto il Veneto. Ma vorrei chiedere a Fabrizio Pregliasco, che vedo collegato, il nostro virologo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Che cosa prova di fronte a queste immagini, Pregliasco? Ma un dispiacere ed è un'incredulità per certi versi. È comprensibile in un sistema democratico, appunto, che queste persone tra l'altro dicono non esserci, che ci possano essere appunto manifestazioni e evidenza del dissenso, però davvero, come si è visto, purtroppo anche stare così tanti insieme senza mascherina si va contro legge. Magari è giusto protestare, o meglio è giusto, è legittimo protestare, ma bisogna seguire le regole, è nel sistema democratico che tutto questo è previsto. Però vedo appunto in poche persone, perché poi si concentrano, si autoeccitano rispetto a possibilità insomma di incontro in diversi posti, e ovviamente sono i terribili social che facilitano questa, come dire, incremento e convincimento che è difficile da scardinare, perché ormai si basa su 3-4 concetti, come avete appunto già ben detto nell'introduzione: attenzione per il rischio della vaccinazione sperimentale, l'inutilità del vaccino, il vaccino che altera il genoma. Sono tutte cose che la scienza ovviamente non evidenzia, e ci sono ricerche in campo, perché non è che questa tipologia di vaccini è nata in fretta e furia, ma sono 10 anni che si lavora su questa metodologia e si conosce bene tutto il meccanismo d'azione e il resto. È stato grazie a una grande quantità di denaro che è stata messa in campo, ma guarda caso tra l'altro da due esempi negativi dal punto di vista delle attenzioni alla prevenzione. Mi riferisco a Trump e a Boris Johnson, che pur tralasciando le attenzioni a mascherine e quant'altro, hanno comunque capito che c'era bisogno dei vaccini, hanno investito miliardi e hanno reso possibile quindi l'industrializzazione di questi vaccini. E io credo che il Green Pass sia un modo per stimolare la vaccinazione, perché è un interesse della comunità, un interesse dei singoli, soprattutto fragili, ma della comunità intera. E che stia stimolando la vaccinazione ce lo dicono anche i dati. C'è un effetto Green Pass sulle vaccinazioni, professore. Qui in Veneto si stanno registrando migliaia di prenotazioni in più, ma c'è poi anche l'altra faccia della medaglia. Si stanno riempiendo anche i Covid point per i tamponi. Insomma, mi sembra importante comunque un'attenzione e una validazione, diciamo così, di non essere contagiosi, perché siamo ancora in una fase di diffusione del virus e dobbiamo ricordarci, io ho parlato anche con voi nel recente passato, che anche in questo momento ogni contatto interumano è a rischio, con una bassissima probabilità sul singolo contatto. Però noi, avendo riaperto le porte, tolto quel famigerato lockdown che ha dato un effetto, e lo dimostra anche, è stato dimostrato scientificamente, il valore delle zone rosse e della capacità, a seconda del colore, di ridurre quel famoso RT a un livello che ci ha permesso di riaprire. È chiaro che il tampone è qualcosa di più fuggevole, è comunque molto costoso, perché ancorché, come è giusto che sia, visto in questa fase di accettazione, di convincimento alla vaccinazione, è stato previsto anche l'esecuzione a prezzi calmierati, però il test costa. Il test costa 15-20 euro di materiale proprio in laboratorio, soprattutto il test molecolare, e rifarlo ogni 24-48 ore è impossibile dal punto di vista operativo e non avrebbe senso, e con costi veramente insostenibili per lo Stato, mentre invece la vaccinazione ovviamente costa meno, l'acquisto, l'esecuzione del vaccino, eventuali controlli e quant'altro, ma davvero c'è un'evidenza macroscopica di utilità e di facilità d'uso del vaccino rispetto ai tamponi, da usare, ed è qui un elemento che a volte scappa anche nel tracciamento, perché in questa fase dove non c'è molta diffusione ancora,
potremmo e dobbiamo lavorare sul tracciamento. E tra l'altro mi sa, professore, che stiamo anticipando un po' dei temi che sentiremo alle 12:30 da parte del Presidente Zaia, perché lei, come sa, in Veneto i tamponi sono gratuiti, perlomeno lo sono fino ad oggi. Nei prossimi giorni cambierà qualcosa, lo ha già annunciato lo stesso Zaia, probabilmente già oggi sarà anticipato il nuovo piano di sanità pubblica della regione del Veneto. Questo è un nodo, perché finora forse ci siamo concentrati poco anche sulla questione proprio dei costi a carico della collettività. Costa di più un tampone di un vaccino, questo è il nodo. Assolutamente, cioè un singolo tampone costa di fatto quanto una vaccinazione. Si possono fare i calcoli, qualcuno magari dirà che costa €1 in più, €1 in meno, ma è ovviamente un elemento che garantisce almeno 6-9 mesi, speriamo anche un po' di più, di protezione. Questo lo vediamo, lo stiamo vedendo il risultato in termini di efficacia e di sicurezza, perché davvero che venga detto, miliardi di dosi ci stanno confermando in tutto il mondo una sicurezza sostanziale del vaccino. E qui con me in studio c'è anche Pierpaolo Longo. Buongiorno Longo, rappresentante dell'Assonuoto, Federazione Italiana Nuoto, e imprenditore di piscina, quindi titolare di una piscina a Bassano e quant'altro. Voi ovviamente adesso, tra le tante incombenze, avete anche questa del Green Pass. Com'è andata la prima settimana, i primi giorni? Buongiorno Cristian, grazie per l'invito. Sì, noi abbiamo l'aggiunta di questo ulteriore onere a livello organizzativo per l'accesso alle nostre strutture. Devo dire che come onere è assolutamente percorribile dal punto di vista pratico, l'applicazione di verifica è molto ben strutturata e molto semplice da utilizzare. Abbiamo il costo economico dell'operatore, del verificatore, che in apertura di struttura, faccio il banale esempio, dalle 6:30 della mattina fino alle 22 della sera deve esserci, però a scanso dell'altra faccia della medaglia, quella di dover chiudere di nuovo le strutture, è un onere che ci sentiamo di percorrere. Aggiungiamo a tutta quella prassi che le linee guida fin dall'inizio ci hanno imposto, dalla sospensione dei phon, dalla chiusura delle docce che poi sono state riaperte, fino a poi la calmierazione degli accessi. Ricordiamo che strutture medio-grandi che fanno dai 500 agli 800 passaggi giornalieri sono crollati ai 200, 150 persone, per cui di danno economico ne abbiamo già più che parlato, adesso parliamo di sostenibilità. Queste strutture non possono venire chiuse, abbiamo tutto il mondo dei nostri collaboratori che sono ripartiti a giugno con entusiasmo, e devo dire che il poter mettere in essere la condizione del Green Pass per poter accedere in sicurezza all'impianto è una cosa che abbiamo accolto con tutti gli oneri e con tutte le sfaccettature che appunto si dicevano prima, però stiamo andando avanti. Che è un amaro calice, ma insomma... Esattamente. Bevete anche questo in vista poi anche della ripartenza a settembre, perché poi per piscine e palestre l'alta stagione è a settembre, a ottobre, questo è il tema. Il grande tema è proprio questo. Adesso questi 3 mesi siamo riusciti a sopravvivere grazie all'attività del centro estivo, che comunque è un'attività all'esterno, per cui vede un condizionamento decisamente ridotto, ma il vero tema è il prossimo 3 settembre. Ecco, che appunto allargo ovviamente il confronto al professor Pregliasco, centro estivo che vi ha permesso di vaccinare tutti i vostri operatori, perché adesso questo è il tema, vaccinare gli operatori delle piscine, delle palestre, e poi, se vogliamo allargare il ragionamento, il Green Pass in azienda. Esattamente, noi abbiamo avuto qui in Regione Veneto la fortuna di dare la precedenza agli operatori che avrebbero poi iniziato il 7 di giugno, quando noi siamo entrati nella famosa zona bianca con le attività estive, e devo dire che i nostri ragazzi, che io ringrazio in maniera corale, hanno aderito proprio per dare la possibilità ai nostri bimbi, dai più piccoli, dai 3 anni fino ai 14-16, di accedere al centro estivo con personale vaccinato. Quindi diciamo che voi all'interno della sua piscina, della sua palestra, tutti gli operatori sono vaccinati? Volontariamente
volontariamente e spontaneamente. E questo è stato un buon risultato. Questo è stato un buon risultato ed è un grattacapo in meno, o no, professor Pregliasco? Perché adesso questo è un tema che si pone e si porrà in maniera abbastanza drammatica, tra virgolette, nelle prossime settimane. Sì, infatti, però vedo molto l'approccio, direi, di buonsenso di Longo, perché davvero evidenzia che ci sono dei problemi, che volendo vedere il Green Pass ha delle problematiche di applicazione perché l'operatore magari può non essere vaccinato e l'utente sì. Tutto questo è un elemento che va discusso, va affinato, però io credo che davvero sia l'elemento, ed concordo assolutamente con Longo, per la continuità di una normalità che stiamo guadagnando. È stato un bel risultato anche l'approccio volontario di vaccinazione, perché appunto poi ci possono essere situazioni di contrasto. Negli Stati Uniti, dove non si parla di obbligo, no, perché sarebbe terribile, così anche Biden e altri l'hanno ben detto, però di fatto in quella nazione poi si arriva come capita spesso, a una brutalità, e vediamo aziende che dicono lavori con noi o se ti vaccini, se no. E io credo che in Italia si arriverà con sempre un grande buonsenso che ci contraddistingue, no? Ma di buonsenso che però evidenzi l'opportunità e la necessità del Green Pass il più esteso possibile nei contesti dove c'è contatto interumano, perché ovviamente non è uno schermo al 100%, può avere dei piccoli effetti collaterali, è inutile negarli, ma non così gravi come vengono paventati da chi ideologicamente è contrario, veramente incredibilmente, e assume magari farmaci in modo incredibile e incongruo, come spesso purtroppo capita, ed è un problema che abbiamo, ma questa è appunto la difficoltà della discussione. Ma io credo che purtroppo dovremo convivere ancora a lungo con questo virus, le varianti che emergono, adesso c'è di mezzo anche la Lambda negli Stati Uniti, ma ce n'è più di una, insomma, che ci inquieta, ed è un fatto del tutto normale. E quindi io penso che la pandemia andrà avanti con tante onde, no? Forse quella attuale sta arrivando un po' al picco, ma in settembre-ottobre ovviamente le scuole, le condizioni meteo ci riproporranno un'altra onda, un po' come un sasso nello stagno che arriverà, no, solo a distanza a ridursi, ma non ad azzerarsi. Quindi, professore, non le chiedo se siamo all'ultimo miglio, anche perché mi sa che nell'ultimo anno e mezzo gliel'ho chiesto circa 10 volte, quindi stavolta mi esimo da questa domanda, ma ne approfitto invece per lanciare il sondaggio di oggi, perché tra l'altro poi sentiremo anche l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan in tal senso. Il sondaggio di oggi sul Green Pass in azienda, giusto? Questa è la domanda che vi facciamo, le linee telefoniche sono aperte, se sì fra un po' ci sarà anche la grafica e potrete prendere nota, se sì 0422 1626 691, se no appunto non siete d'accordo con il Green Pass in azienda, quindi con il Green Pass di fatto obbligatorio per i lavoratori che devono entrare in fabbrica, ma non solo, negli uffici, il numero è lo 0422 1626 690. Il dibattito a livello ovviamente sindacale, politico, giuslavoristico è aperto. Lo stesso professor Pregliasco però si augura, mi pare di capire, che si arrivi ad una soluzione di buon senso, o no, professore? Certo, ma è chiaro che il Green Pass è ovvio, no? Ci protegge, cioè o meglio la vaccinazione conseguente alla possibilità di Green Pass. Sì, c'è il tampone ogni 48 ore, ma dicevamo è ovvio che non è praticabile in un'operatività continua, appunto, che è la praticità e l'importanza della vaccinazione. Io credo e spero che possano esserci elementi, appunto, che però poi spostino in smart working o in altri ambiti le persone che non sono in contatto con pubblico o in condizioni di lavoro a rischio, perché ci sono molte attività lavorative che implicano, no, una vicinanza gomito a gomito per l'operatività. E ovviamente a me sembra veramente palissiano, no? il concetto che io mi difendo, ma difendo anche la persona che è con me, che lavora con me, che va nel ristorante al chiuso come vado io, e quindi davvero è incredibile questa negatività, questa ci sta perché la comunicazione non è facile, c'è stata un'infodemia pesantissima,
e quindi tutto questo ha in qualche modo reso per molti una difficoltà di giudizio e di riferimento alle istituzioni. Oggi chi parla fuori dal coro, e in particolare ci sono anche medici, infermieri che parlano fuori dal coro, e sono quelli più ascoltati, perché sono quelli che non fanno parte di una gang strana che vorrebbe creare chissà quali problemi e quali effetti e quali interessi nascondiamo, io stesso ed altri, perché sui miei social vengo sistematicamente, pesantemente anche insultato, quindi una cosa veramente ridicola. Lascio tutto perché mi diverte, è inutile nemmeno rispondere perché tanto è lo sfogo. Il nemico è il virus, non siamo noi a cercare di raccontare, fare ricerca su questa nuova problematica che ha fatto vedere come la natura in qualche modo la inseguiamo, non riusciamo a controllare. Non lo dica a noi, professore, nel senso che ormai gli insulti sono un po' all'ordine del giorno verso tutto quello che è un po' percepito come, non lo so, establishment, non saprei definire. Certo ci sono delle spiegazioni anche un po', non lo so, sociologiche, psicologiche, antropologiche. Certo. Certo. Tra l'altro lo stesso Longo ne sa qualcosa, perché piscine e palestre sono sotto tiro. Cosa vi sta succedendo in questi giorni, Longo? Sì, noi martedì o mercoledì abbiamo dato avviso delle nuove linee d'accesso all'impianto, tra cui la condizione di verifica del Green Pass, e social, mail e ogni genere di accesso al pubblico è stato fagocitato da questa, diciamo, invettiva, giustificata o meno. Io dico sempre che la comprensione ben venga. Quando si superano determinati toni, allora lì cominciamo a perdere il segno. Noi abbiamo avuto anche immagini molto tristi che ci sono state inviate, decontestualizzate poi dalla scena su cui andavamo a descrivere la tematica, e questa cosa poi ci ha portato, tanto noi sul Bassanese, Vicenza, Padova, Treviso e via discorrendo, a segnalare poi le autorità determinati comportamenti, insomma. Immagini violente, diciamo. Siete stati accusati di nazifascismo e quant'altro. Solo che sono poi probabilmente sfoghi di personalità che il contesto storico probabilmente non l'hanno proprio approfondito e che le due fattispecie non entrano in correlazione. Ad ogni modo poi nella pratica reale e costante abbiamo visto, con l'apertura venerdì 6 dei nostri impianti e quindi con la verifica dell'accesso, che l'utenza l'ha assolutamente gradita. Quindi i veri sportivi fondamentalmente non sono stati i famigerati leoni da tastiera che, come diceva il professore, è meglio che diano diciamo che si esercitano di più con i tasti. Professore, un'ultimissima battuta, poi andiamo in pubblicità e la ringrazio come sempre. C'è il rischio però che aumentino queste tensioni sociali, e come si fa a convincere queste persone? Se c'è la possibilità, se lei la intravede. È difficile perché sicuramente il Green Pass aiuta in quella quota parte di pigri, di dubbiosi, di chi in qualche modo subisce magari anche a questo punto l'influsso dei familiari, no? che lo spingono. È chiaro che rimarrà una quota di irriducibili che questo sistema invece farà esasperare e vedranno in noi, inteso noi da Longo, a me, alle istituzioni, a tutti coloro che hanno quest'idea, e siamo la maggioranza degli italiani. Questo però è l'elemento che, a mio avviso, è oggettivo, no? Lo diceva anche rispetto ai suoi sportivi, che sono più sereni nell'affrontare l'approccio in comunità, perché è bello andare in piscina, no? In realtà che si fa da soli, ma si fa poi anche in contesti, e soprattutto le palestre, insieme. Quindi davvero non è facile. Io credo si debba andare step by step. Cominciamo con questo Green Pass, che è quindi una facilitazione, un invito, una spinta, no? In qualche modo, e procediamo, e io spero che poi sarà l'andamento epidemiologico che ci farà decidere le istituzioni rispetto a situazioni che magari andranno a peggiorare.
speriamo di no, ma prepariamoci a questi scenari, perché abbiamo 2 regioni che sono lì sul giallo e guarda caso sono 2 regioni a vocazione turistica, Sicilia e Sardegna, ma anche altre regioni cominciano a peggiorare, perché con tutto questo movimento è chiaro che se non fatto con buon senso, ma anche fatto con buon senso, perché poi è la contraddizione e le contestazioni di questi Novax, è vero, anche vaccinandosi e stando attentissimi poi questo virus può scappare e possiamo subirlo, ma sicuramente attraverso la vaccinazione in modo molto meno pesante, e possiamo continuare a vivere. Speriamo di riuscire a trovare quella chiave di lettura e di evidenza che la scienza ci dà, ma non sempre condivisa. E speriamo davvero di trovarla questa chiave, professore. Io la ringrazio come sempre. Buon lavoro a Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, poi andiamo a Marghera dal presidente Zaia. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera per il punto stampa del governatore Zaia. Vedete inquadrata la postazione. Oggi ci dovrebbero essere importanti comunicazioni, soprattutto sul fronte dei tamponi. Nei giorni scorsi il governatore un po' lo aveva anticipato, venerdì per esempio nella zona di Portogruaro, dove era presente per alcune inaugurazioni. Si va verso la non gratuità dei tamponi, ma insomma sentiamolo da lui perché è appena arrivato. Ci colleghiamo con Marghera. Buongiorno a tutti, c'è il dottor Mongillo, come vedete oggi al mio fianco, che è braccio destro della dottoressa Russo, quindi si occupa della prevenzione, del comparto prevenzione della Regione del Veneto. Noi vi abbiamo disturbato oggi perché c'è una comunicazione importante per mantenere vivo questo rapporto con i cittadini, proprio per vostro tramite comunicare novità rispetto al coronavirus. Allora direi di fare come di consuetudine il bollettino. Fra l'altro sono andato a inaugurare sabato il Boccon, è una bella azienda partita da zero, che oggi da lavoro fra l'altro 148 dipendenti a Pieve di Soligo, e il titolare, per presentare diciamo la sua azienda, ha usato i fogli, ha detto visto che funzionano adesso usiamo i cartelli. Eccoli qua, tamponi molecolari sono 6.107.000, tamponi rapidi sono 5.948.000, bene sapere che abbiamo superato i 12 milioni, esattamente sono 12.055.566, 12.055.055. E quindi un'occasione anche per ringraziare tutti coloro che fanno test molecolari e rapidi ai nostri centri tamponi, negli ospedali, insomma tutti coloro che lavorano per questa sfida. I positivi nelle ultime 24 ore sono 425, che peraltro, essendo domenica, essendo una giornata particolare, voi ormai siete degli esperti, sono 425 positivi su 13.266 tamponi, incidenza 3,20. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente questo conta 3 in puro, cioè positivo, i contatti stretti, quindi sale un po' di più l'incidenza perché non si è fatta una campagna di screening, ma si sono fatti solo 13.000 tamponi. Ma questa è la domenica. Numero di positivi totali dall'inizio della crisi 442.114 dal 21 febbraio 2020. Positivi oggi, diciamo quarantenati in isolamento, sono 13.779. Totale di ricoverati 206 meno 2. I 206 ricoverati sono così distribuiti: 24 in terapia intensiva più 1, dove sostanzialmente la maggior parte, o meglio la quasi totalità, non la maggior parte, tranne 2 se non ricordo male, sono tutti non vaccinati. 182 in area non critica,
dove il 67-66%, ho visto gli ultimi dati, sono persone non vaccinate. Terapia intensiva non Covid 353, come sempre vi dico, questo è un grande indicatore dell'attività delle nostre donne e uomini della sanità, perché continua l'attività, diciamo, chirurgica, traumatologica e tutto quello oncologica, eccetera, utilizza terapie intensive. I morti, i decessi sono 11.649 più 2, i dimessi sono 22.557. Rispetto alle comunicazioni, 2 o 3 livelli di comunicazione. La prima, come vedete, questa ondata, ad oggi, a dispetto di quello che comunque sostenevano alcuni esperti addetti ai lavori, non ha replicato la storia inglese. Noi oggi non abbiamo un assalto all'ospedale, cioè nei ricoveri, abbiamo un contingente di positivi, diciamo, significativo quotidiano. Lo possiamo dire noi a ragion veduta, anche perché abbiamo raggiunto giornate con 50.000 tamponi, cioè vorrei dire che la storia del test di screening che abbiamo deciso di fare in Veneto ci dice oggi che quella è l'incidenza 1, 1,5, 2% dei tamponi fatti. Il virus c'è, però è pur vero che oggi possiamo dire, rispondiamo anche a quelli che dicevano che eravamo degli incoscienti, degli irresponsabili, qualcuno anche si è spinto oltre, degli incapaci, che la proposta che abbiamo fatto di togliere l'RCT, di rivedere i parametri tipo l'incidenza eccetera, ci ha dato ragione. Cioè se oggi noi avessimo i vecchi parametri, quelli contro i quali ci siamo battuti, oggi noi saremmo quantomeno in zona arancione, avremmo i negozi chiusi, avremmo ristoranti chiusi o altro. L'aver modificato i parametri in sicurezza ha dimostrato che non abbiamo riempito gli ospedali, siamo al 2% di ospedalizzazione in questo momento. Considerate che i parametri sono 30% e 40%, cioè 30% terapia intensiva e 40% di occupazione in area non critica. Oggi siamo al 2% in terapia intensiva e 2% in area non critica. Questo ci ha permesso di accompagnare questa fase di convivenza con il virus, che non deve essere banalizzata, ma che anche non deve essere vista come si può dire, da estremisti, pensando sempre che qua muoiono tutti, che qua va a finire male. Insomma, penso che questo lo abbiamo capito e lo si vede quotidianamente dai dati. Non c'è nessuno che mi chiama, sta tranquillo. Ma guarda anche al telefono intanto che suona. Non è una notizia. Vabbè, tuo mestiere. Veramente io non avevo osservato niente. Strano, perché era Draghi. No, scusate per il telefono, avevo dimenticato acceso. Allora, detto questo, voglio anche dire che se da un lato non dobbiamo far tragedie, dall'altro non possiamo neanche arrivare diciamo, all'estremo opposto di liquidare sta roba come un'influenza. Cioè vorrei riprendere, io vedo molto spesso cittadini che ci dicono ma alla fin fine si cura a casa, e io dico che il 95% dei casi di chi ha il coronavirus si cura a casa, ma non è una novità, è in tutto il mondo così. Cioè non vorrei mai che qualcuno pensasse che fosse una roba straordinaria, perché quel 95% per la metà non ha addirittura sintomi, l'altra metà ce li ha in maniera graduale. Però per la logica dei numeri, se il numero di contagiati quotidiano cresce sempre di più, c'è un 5% che finisce in ospedale. E se quel 5% supera i tassi di ospedalizzazione, manda in tilt gli ospedali. Possiamo essere d'accordo su sta roba o vogliamo anche sostenere che anche il 5% può curarsi a casa? Perché allora bisogna licenziare tutta la categoria dei medici, degli scienziati, tutti coloro che non solo in Italia, non solo in Veneto, in tutto il mondo si comportano così. Lo dico perché se non siamo d'accordo neanche sul fatto che il 5% comunque
avrà necessità o di una malattia infettiva o di una pneumologia o peggio ancora di una subintensiva o straordinariamente di una terapia intensiva, allora se non siamo d'accordo su questo meglio chiudere il libro e parlare di altro. Allora, non è che noi stiamo qui a parlare di coronavirus perché ci divertiamo, il nostro problema è che se l'ospedalizzazione comincia a crescere di quel 5% e cominciano ad essere numeri grandi, si va alla paralisi. E a me non sembra corretto che nessuno si preoccupi del fatto che quando comincia ad avere 2-3 mila persone in ospedale, Covid, significa non curare gli oncologici, non curare patologie cardiovascolari, fare interventi di elezione, tutto quello. Questo è il vero problema. Non posso accettare che passi la narrazione che tanto si cura tutto a casa, perché purtroppo non è così. Ma non lo dico da medico, io sono l'ultimo di quelli che dovrebbe parlare, sto parlando di dati neanche veneti, neanche nazionali, ma internazionali. Detto questo, nel rispetto delle idee di tutti, però è veramente nel rispetto delle idee di tutti, ve lo dico io, rispetto anche chi la pensa in maniera diametralmente opposta. Poi alla mia, poi devo anche dire una roba, che io non porto un pensiero, lasciatemelo dire, cioè io non porto una sfida, porto semplicemente l'applicazione di una legge che dice che se un cittadino vuole vaccinarsi ha diritto di vaccinarsi, se un cittadino vuole farsi un tampone ha diritto di farsi il tampone, se un cittadino vuole curarsi ha diritto di essere curato, punto. A me spiace che ci sia a volte un atteggiamento aggressivo che non ha nessun senso nei confronti di chi fa una scelta diversa dalla tua. Cioè dovremmo pensare che questa è una sfida comune di tutti, no? E penso che questa sia la vera sfida sociale. Noi abbiamo il tema delle vaccinazioni. Vi dico che abbiamo, e ve lo dico onde evitare che poi ci siano sorprese, che agosto sarà un mese interessato da almeno 1 milione di vaccini disponibili. Sì, perché poi c'è un incremento del contingente dei vaccini. Dopo io lascerò al dottor Mongillo, vi lascerò con lui, vi darà anche un po' di numeri sui vaccini. Quindi chi vuole prenotarsi, abbiamo avuto oltre 20.000 prenotazioni di quel famoso contingente dei 100.000, considerate che questo è un periodo difficile, se guardate il dato nazionale, dopo il dottor Mongillo ve lo dirà, è assolutamente non in linea, peggiore di quello veneto, su 200.000 vaccini sono, giusto, fatti ieri, noi ne abbiamo 22.000, quanti sono? Sì, 20.500. 20.500, siamo diciamo abbondantemente sopra il trend nazionale, ma non è un problema, è la settimana di Ferragosto. Però oggi tecnicamente se una persona volesse vaccinarsi e dice io oggi alle 3 voglio andare a vaccinarmi, oggi abbiamo le agende vaccinali aperte e così vale per domani e dopodomani. Quindi l'appello è che chi vuole vaccinarsi nella totale volontarietà, libertà, poi ognuno fa quello che vuole, si sappiano che ci sono i posti. Non attendete settembre, ottobre, perché poi finisce che ci sarà il caos. Detto questo, voglio ricordarvi che noi sostanzialmente abbiamo detto anche in riunione stamattina di restare aperti a Ferragosto. Dopodiché, giustamente, ci sono delle ULS che ci dicono guarda, ho 20 iscritti a Ferragosto, se sarà così li chiameremo uno ad uno e li anticiperemo il giorno prima o il giorno dopo. Ma se abbiamo iscrizioni a sufficienza che giustifichino il tenere aperto il centro vaccinale, lo facciamo. Sostanzialmente inoculiamo Pfizer e Moderna. Lo dico anche agli over 60, ormai noi siamo andati, come si vuole, su binario morto con l'altro vaccino, tanto è vero che non ne riceviamo più, diciamo che non ne vogliamo più e continuiamo con Pfizer e Moderna. Adesso abbiamo la possibilità di averne, quindi non c'è neanche più in Veneto questa distinzione. Abbiamo, voi sapete, poi chiudo, noi avevamo fatto una scelta, vi ricordate quella famosa giornata in cui eravamo arrivati a terra con il numero di positivi, 45 in un giorno in tutto il Veneto, più o meno un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, una roba del genere. Abbiamo scelto che il target che a noi affidato, diciamo, da quella che era una sorta di circolare, di dire a zona bianca fate almeno 150 tamponi al giorno per ogni 100.000 abitanti, che per noi significherebbe più o meno 7.500 tamponi, la consideravamo, come si può dire,
una cifra bassa per monitorare veramente seriamente la popolazione. E allora abbiamo deciso, con il piano di sanità pubblica, di dire che chiunque volesse farsi un vaccino gratuitamente, senza ricetta medica, con accesso diretto, si presenti ai centri vaccinali, ai Covid point per farsi un tampone. Perché? Perché noi abbiamo necessità di avere massa critica. E abbiamo anche, ci è servito questa esperienza, perché quando tu hai giornate con 50.000 tamponi e vedi che hai 600 positivi, capisci che non c'è tutta sta crescita esponenziale dei positivi, capisci tante robe. Ovvio che adesso dobbiamo mettere mano a questo piano di sanità pubblica, dopo il dottor Mongillo ve lo spiegherà. Stamattina alle 11 si è riunita la Giunta in via straordinaria, ha deliberato il nuovo piano di sanità pubblica, che introduce, diciamo, delle novità, che sono delle novità che garantiscono a delle categorie l'accesso, che sono le categorie che voi potete già immaginare, poi le elencherà il dottore, che sono quelle del contact tracing, che sono quelle di alcune categorie di ragazzi, eccetera. Ma l'accesso diretto, senza se e senza ma e senza motivazione, non sarà più garantito. I fattori quali sono? Il primo è quello che il nostro sistema va in crash. Peraltro a Treviso hanno avuto un crash informatico, quindi ci sono dei disguidi nel fornire i certificati. Questo è un aspetto, ad esempio, che ci dice che avendo tanta pressione così, facevano circa 3.000 tamponi al giorno e si sono ritrovati gli ultimi 2 giorni che hanno avuto un crash, quindi sono delle persone che dovevano viaggiare, non sono riusciti materialmente ad avere il certificato. È un problema informatico che è nato forse da un bug informatico, adesso cercheremo di capire. E mi spiace, ci hanno informato stamattina. Allora, da un lato il sistema va in crash, cioè quando tu arrivi a 50.000 tamponi vorrei ricordare che sei in situazioni nelle quali 5 ore di coda, al di là di tutti i fenomeni che sanno tutto di come si organizzano le robe, sono sempre 50.000 tamponi. Cioè il discorso sta ridipingere per le vacanze pasquali il soggiorno di casa tua, un discorso se devi fare un grattacielo. C'è un'altra roba, è sempre il peneo, ecco, ma cambia le misure, cioè 50.000 tamponi sono 50.000 tamponi. 2, vi ricordo che chi fa i tamponi non sono personale estraneo alla sanità, sono i nostri sanitari. Cioè, quindi dagli ospedali dobbiamo distogliere una massa di personale da paura che si va a sommare all'altro personale che è quello dei centri vaccinazione. Quindi diventa una roba complicatissima. 3, oggi l'allineamento necessario con l'accordo nazionale, questo ce l'hanno anche detto, cioè nel senso che il commissario Figliuolo ha fatto un accordo nazionale per 8 euro dai 12 ai 17 anni a tampone e 15 euro sopra i 18 anni con tutte le farmacie. Noi ne abbiamo 600 in Veneto che aderiscono, sono metà delle 1.200 che aderiscono al piano tamponi, quindi c'è anche questo aspetto, quindi l'allineamento con l'accordo nazionale. Ultimo aspetto generale è che quello che noi dobbiamo anche fare in modo di garantire un servizio che sia efficiente al contact tracing, agli ammalati, a non vaccinati che hanno patologie per cui hanno delle certificazioni, che abbiamo necessità di monitorare con velocità, non possiamo disperderli in code che durano 5-6 ore, perché questo è accaduto, ci ha fatto anche sanitario. Detto questo, ringrazio intanto le donne e gli uomini della sanità, perché so che gli abbiamo chiesto un grande sacrificio, soprattutto in questi ultimi giorni dove c'è stato questo combinato disposto, Green Pass, tamponi, vaccini eccetera, che sicuramente li ha visti sotto pressione. Veramente li ringrazio di cuore. Voglio ricordare che questo non è un provvedimento contro qualcuno, questo lo dovete per favore, come si può dire, trasferire come messaggio. Non è un provvedimento contro qualcuno. Ma voglio ricordare che fin dal primo giorno, se andate a vedervi la mia presentazione, dissi guardate che questo è un provvedimento temporaneo
che a noi serve come screening per valutare la circolazione del virus. Stava arrivando la nuova variante Delta, eravamo tutti preoccupati, c'è chi diceva che c'erano 500 morti al giorno, non ci sono stati in Italia, per fortuna, c'è chi diceva che avremmo collassato tutti gli ospedali, ad oggi per fortuna non è così, siamo all'1-2% di occupazione, però non è un provvedimento contro chi non si vuole vaccinare o contro chi ha fatto delle scelte di vita. È un dato di fatto, cioè noi non possiamo fare altro, nel senso che se decidiamo che gli ospedali devono rimanere aperti, i centri di vaccinazione debbono continuare a lavorare, non possiamo pensare di fare 50.000 tamponi al giorno, punto. Questo è poco ma sicuro. E ricordo infine, ma lo ripeto, che chi avesse deciso di vaccinarsi trova comunque in questo momento la disponibilità di fare il vaccino subito, in questo momento, oggi. Questo perché? Perché l'accordo nazionale con l'Europa che ha fatto il generale Figliolo oggi ci permette di avere più vaccini, molti più vaccini in più, perché siamo passati sembra da 180.000 a 260.000, ho detto più o meno il dato di fornitura Pfizer, tanto per citarne uno. Quindi stiamo andando verso una fase nella quale la disponibilità di vaccino c'è e affronteremo, io spero, anche meglio l'inverno. Vi dico anche che stiamo preparando un nuovo progetto di sanità pubblica per le scuole, con le scuole sentinella, ma ve lo presenteremo perché vuole essere anche innovativo e proprio per monitorare lo stato di circolazione del virus. Però se uno dovesse dire una roba, oggi se gli ospedali hanno un coefficiente di occupazione del 2%, lo si deve, piaccia o non piaccia, ai cittadini che si sono vaccinati. Deve essere chiaro questo. Io non vi so dire se all'infinito il vaccino ci darà questi risultati. Vi dico che oggi, dati alla mano, la vaccinazione ci ha permesso di non andare a riempire nuovamente gli ospedali. Punto. Se avete domande poi vi lascio al dottor Mongillo. Federica Fosato, Giacomuzzo, Fambò, Moscati, avanti. Grazie. Ti lascio questo per dopo. Mi ha fatto fattori. Prego. Buongiorno Presidente. Prego. Quindi un chiarimento in attesa che poi il dottor Mongillo entri nei dettagli del piano. È confermato quindi la tariffa che è stata decisa a livello nazionale? Brava, mi sono dimenticato di dire, avremo anche almeno un punto, ma ne faremo anche di più, soprattutto nelle località turistiche dove gli albergatori ci dicono che hanno difficoltà a garantire, pensate, il rientro di 400.000, parlo del Veneto orientale, parlo delle nostre spiagge, 400.000 tedeschi che rientreranno in Germania, dove la Germania per i non vaccinati ha chiesto il tampone in ingresso, quindi dovranno farsi il tampone qui almeno 200.000 dei 400.000, facciamo che siano il 50%. Ecco, in quelle località, oltre alle farmacie e altro, non si esclude che ci siano dei punti con il POS, quindi a pagamento per gli stranieri che hanno rientro. Gli stranieri hanno il tampone a 22 euro. I non assistiti del sistema sanitario regionale pagano 22 euro. Mentre la generalità dei cittadini, anziché andare al punto tamponi come adesso, andrà in farmacia? Può andare in farmacia a meno che non abbia titolo per farsi fare il tampone. Grazie. Prego. Poi un secondo tema che invece sollevava in un'intervista al nostro giornale oggi il direttore generale Flor, relativo ai sanitari non vaccinati, e cioè ora che i numeri sono calati, gli irriducibili cosiddetti sono circa 4.000 in Veneto, perché non intendono o non possono. Spieghiamo che non sono medici. 500 medici, ci ha detto, il restante 3.500 tra infermieri e altri operatori non intendono o non possono immunizzarsi. Ebbene, la Regione, ci dice Flor, propone a ciascuno di questi un'alternativa alla sospensione del servizio dello stipendio, e cioè il trasferimento temporaneo in reparti Covid, dove anche un sanitario non vaccinato non è un pericolo per un paziente che ai lui è già positivo. Questa è la soluzione tecnica individuata da Flor e prospettata ora ai singoli. Volevo chiederle un commento anche di natura politica su questo. No, guarda, non compete a noi, nel senso che il datore di lavoro in questo caso non siamo noi, sono i direttori generali, cercheranno di trovare delle soluzioni. Io sono ancora un inguaribile ottimista, tu hai detto ci sono persone che non possono immunizzarsi, allora intanto penso che tutti coloro che hanno delle giustificazioni debbano essere ascoltati. Il medico incinta in attesa di un bimbo è una valida giustificazione per dire io non mi immunizzo finché non partorisco, ad esempio, no? La gravidanza, piuttosto che altre motivazioni. Dopodiché ci saranno anche
coloro che stanno decidendo di non farsi il vaccino, io spero che cambino idea, me lo dico più che altro, ma non perché propongo i vaccini, perché stiamo parlando di personale nostro, cioè nel senso che avranno tutte le disponibilità per farsi la vaccinazione, dopodiché le altre misure devono decidere i direttori. Se si tratta di dire che in un reparto Covid non creerebbero problemi, non so quali siano poi gli elementi di gestione sindacale di tutto questo. Immagino poi uno, se non vaccinato, ti dice ma io nel reparto Covid non ci vado, e allora è come il gioco dell'oca. Le chiedevo se può essere una buona soluzione rispetto all'alternativa di perdere queste figure, seppur temporaneamente, dove sappiamo che ci sono delle mancanze di organico. Ma noi non dobbiamo perdere nessuna figura, cioè cerchiamo di trovare una soluzione e accompagnare, dopodiché ripeto, ogni ospedale, ogni direttore troverà la miglior soluzione nel rispetto della libertà, diciamo, di questi cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi, fermo restando che hanno anche un contratto in tasca di lavoro che non prevede l'obbligo vaccinale, che non è irrilevante. Cioè, la vera domanda che faccio io è questa: le nuove assunzioni hanno già una previsione di obbligo vaccinale o no? Questo è il vero tema in Italia, perché ho l'impressione che stiamo discutendo su tutta sta roba, ma le nuove assunzioni, a me risulta che si stiano assumendo nuovi assunti assolutamente con la modalità contrattuale di prima. Non so, verificatelo, ma non è perché io propongo sta roba, che sia chiaro, non sto proponendo questo, ve lo chiedo perché in questo paese che ormai è diventato schizofrenico con le carte, ho l'impressione che ci si concentra, si guarda, invece di guardare la luna stiamo guardando il dito. Ultima domanda, Presidente, rispetto all'auspicio che ha fatto il commissario straordinario Figliuolo sui giovanissimi, cioè per incentivare la loro vaccinazione ha chiesto alle regioni di garantire degli accessi preferenziali anche senza prenotazione. Esiste già da noi, cioè nel senso che è nei fatti, perché la disponibilità è immediata? Da noi c'è disponibilità immediata, non c'è neanche più problema dell'accesso senza prenotazione. Uno, cioè, adesso tu apri, fra un quarto d'ora, 20 minuti ti vai a vaccinare, cioè in Veneto oggi in queste ore funziona così. Cioè, a garantire l'accesso diretto in queste ore vorrebbe dire solo magari incasinare qualche centro vaccinale, cioè, uno si prenota in tempo reale e va a vaccinarsi, meglio di così. Grazie. Cosa? Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei ha toccato tantissimi punti, però perdoni, sarà un ritardo di comprendorio da parte mia, ma non ho compreso esattamente in cosa consiste la variazione del piano di sanità pubblica e che cosa cambia esattamente sul fronte tamponi. Sì, ma poi il dottor Mongillo vi dirà con esattezza, dirà ad esempio che chi non ha una certificazione per accedere al tampone gratuito lo dovrà pagare. Quindi vuol dire che il contact tracing, cioè colui che è contatto stretto di un positivo, ce l'ha d'ufficio gratuito. Vuol dire che il vaccinato, il non vaccinato che non si è vaccinato ed ha una documentazione che lo esonera dalla vaccinazione ha l'accesso gratuito. Altre situazioni no, cioè se la situazione è quella che ho letto che avete pubblicato voi, devo andare a mangiare la pizza, a fare la pizza e mi serve Green Pass ma non sono vaccinato, allora faccio un tampone, non riusciamo, a noi spiace, a me piacerebbe, però se ci pensate, quante volte ci siamo sentiti dire che dobbiamo fare tamponi al tappeto, ma bisogna anche farli dopo, non solo dirlo, cioè è impossibile, è impossibile, c'è una macchina, è una macchina. È come se tutti i giorni pensassimo di fare l'analisi del sangue a tutti i cittadini per controllare i valori, è la stessa roba se ci pensate, anche proceduralmente, no? Prelevo qualcosa e lo devo analizzare. Le tariffe saranno quelle che lei ha citato? Quelle di Figliuolo. Quelle di Figliuolo. Sì, 8, 15 e 22. 8, 15 e 22. Dopo il dottor Mongillo vi dà anche dei documenti con le categorie. Sulla questione Green Pass. Sì. Segnalo, cioè ci sono tante segnalazioni, tanti dubbi, ma insomma i gestori dei locali sono tenuti ad avere personalmente il Green Pass? Baristi, ristoratori, perché alcuni di loro dicono di no. Abbiamo letto, forse il dottor Mongillo, il tema del personale se deve essere vaccinato o no. Mi sembra che ci sia stata un'esenzione per il momento dettata dal fatto che loro lavorano con la mascherina, a differenza dell'avventore che non c'era la mascherina.
Questo è quello che ho sentito io sulla storia dei ristoranti. Puoi dirlo? Sì, buongiorno a tutti. Al momento quello che risulta è che l'obbligo sia per gli avventori, gli utenti della ristorazione. Mi risulta che si attiva una discussione a livello nazionale sul comparto dei lavoratori, dei settori per cui è obbligatorio il Green Pass, però allo stato attuale è solo per gli utilizzatori del servizio, gli avventori. Io vi dirò, allora, ho parlato con molti ristoratori, però li ho cercati per avere anche, ho fatto un giro di telefonate per capire come andava. Allora, alla luce del fatto che ci sono molti vaccinati, non hanno avuto molti riscontri di difficoltà. Tutti dicono che da un lato il cliente vaccinato chiede di essere tutelato, cioè quindi dice vabbè, vorrei che tu controllassi. Dall'altro dicono può capitare che in una compagnia ci sia il non vaccinato che perché magari per incuria non si è prenotato, perché non lo vuol fare, eccetera. Quello è l'elemento un po' più di difficoltà di gestione. Io penso che in questa fase non debba diventare una guerra di religione, cioè va gestita con buon senso, sia da parte di noi che siamo avventori e da parte dei gestori e anche delle forze che controllano, le forze di polizia. Cioè non può diventare una caccia alla, come si può dire, estrema, cioè ci vuole un periodo di assestamento, dopodiché quando, lo dico sapete perché non sto portando avanti le tesi di nessuno, perché abbiamo tanti casi, questo lo dobbiamo dire, e sicuramente hanno scritto anche voi, di vaccinati che non riescono ad avere il Green Pass. Allora, se tu applichi una legge, la devi applicare sapendo che tutti possano essere nelle condizioni di dimostrare la loro legalità, no? La loro condotta legale rispetto a quello che richiede la legge. Noi abbiamo un sacco di persone che ci scrivono perché si sono vaccinate dal medico, perché hanno fatto il vaccino da un'altra parte, perché si sono vaccinate in un centro vaccinale della regione. Per il combinato disposto del digitale e dell'informatica non hanno mai ricevuto il messaggio per il Green Pass e entrano nel sito, perché si può anche entrare senza aver ricevuto il messaggio, e gli dice che il Green Pass non disponibile. Magari hanno avuto una dose e avrebbero diritto al Green Pass. Quindi questo è un problema. Quindi questa fase deve essere una fase un po' fra virgolette di buon senso, perché con le carte è difficile gestirlo. Però non ho trovato, grandi ansie. Dall'altro devo dire che non possiamo scaricare sui gestori il controllo è punto tale che se uno non vuol darti la carta d'identità perché devi controllare, perché in teoria il Green Pass non è un documento di identificazione, uno dovrebbe anche verificare che sia l'identità esatta rispetto a quello che c'è scritto. Cioè, capite che i gestori sono lì per fare bistecche, pesce a griglia e altre robe, ma no a fare i poliziotti. Il legislatore questo lo deve mettere in conto. Le segnalerei un'ultima cosa, che è la domanda di una signora. Prego. La quale fa presente che una nota del Ministero della Salute prevede il ripristino delle visite agli ospiti delle case di riposo praticamente tutti i giorni della settimana per 45 minuti. E voleva sapere se il Veneto recepirà questa circolare, questo provvedimento, se nelle case di riposo si potrà tornare a far visita. Da noi abbiamo recepito tutto d'ufficio, al punto tale che dopo il dottor Mongillo vi dirà anche che una delle categorie che potrà fare il tampone gratis sono i visitatori delle case di riposo. Però vorrei ricordare ai tanti cittadini che scrivono, alcuni scrivono delle lettere struggenti, posso dirlo, ma ve lo dico, il dottor Mongillo sa quanti sacranon che tiro sulla chat, io spero che non esca mai quella chat, dei direttori della sanità, perché ci sono delle situazioni. Anche l'altro ieri mi ha scritto una signora, scrive la mamma che ha avuto un ictus, che non intende ed è nel pieno delle sue facoltà mentali, non riesce a muoversi, non riesce a esprimersi, non riesce neanche a suonare un campanello in caso di necessità, e tu non garantisci l'accesso. Ecco, vorrei ricordare che le case di riposo non sono a gestione della Regione del Veneto,
E i cittadini, so che ogni volta che mi vedono penso che risolvo tutti i problemi. Abbiamo dato tutti gli strumenti, voglio ricordarvi che siamo stati, non sto parlando male delle case di riposo, abbiamo persino detto che all'inizio, se ve lo ricordate, gli diamo anche i tamponi se vogliono farli direttamente. Alcune le fanno i tamponi all'ingresso e via, altri devono andare in un centro tamponi. Dopodiché i gestori, per spezzare una lancia, ma non è una giustificazione, mi rendo anche conto, visto cosa è accaduto, visto cosa accade in giro per l'Italia, viste anche le difficoltà e il rischio poi di trovarsi in un tribunale, sono tutti in autodifesa ma estrema, cioè nel senso che ormai se entri in una casa di riposo, cioè, ti hanno fatto anche l'attacco alla risonanza magnetica. Però un appello che faccio anch'io è quello di allargare, però deve essere anche, come si può dire, un patto tra gentiluomini. Cioè, vorrei ricordare che il tampone non dà nessun tampone, nessuno mi smentisce, non ci dà la certezza matematica della negatività. Quindi nella logica dei grandi numeri e di un accesso più fluente nelle case di riposo può capitare che una persona sia negativa e inizia a emettere la sua carica virale nelle 24 ore post tampone che doveva fare, magari che aveva fatto il giorno prima. Entri magari in una casa di riposo, si becchi qualche anziano che infetta. Questo è il vero tema. Allora, se siamo convinti che il sistema sia infallibile, non è infallibile, e quindi bisogna anche capire che ci esponiamo gradualmente al rischio, perché poi i commentatori del giorno dopo sono tutti quelli che fanno credere che tutto è blindato, che tutto si poteva prevenire. Non è così. Chiamate qualsiasi scienziato, anche il tampone molecolare ha un margine di incertezza più basso, ma ce l'ha. Voi sapete che abbiamo dei pazienti che non hanno il virus nelle narici, in orofaringe, ma dobbiamo fare il broncolavaggio e entrare nei bronchi per trovare il virus e sono positivi. Quindi è una tragedia sta cosa delle case di riposo. No, ecco, ma posto che appunto la gestione non compete a voi, lo sappiamo, però magari se la Regione può comunicare nei prossimi giorni, quando crede, se magari interpellate le case di riposo recepiranno o no questa norma, perché l'impressione è che lì ognuno faccia un po' così, non dico secondo le proprie inclinazioni, ma magari anche secondo il stato di necessità, secondo la situazione, però guarda, noi abbiamo i familiari si trovano un po' spaesati. Filippo, hai ragione e ce l'abbiate da vendere. Purtroppo, allora, noi abbiamo un ottimo rapporto con la gestione dei case di riposo e li devo anche ringraziare perché comunque ha fatto la battaglia assieme a noi. Però voglio anche dire che se domani mattina avessimo una casa di riposo con un cluster all'interno, avrebbe tutti gli onori della cronaca e cominceremo a avere dagli scienziati per finire i magistrati che bisogna aprire un fascicolo e capire cosa è accaduto. Mi metto nei panni dei gestori delle case di riposo. Non li sto giustificando, ma li capisco anche per certi aspetti. Dall'altro c'è il paziente, anzi l'ospite, che vive isolato, quindi va risolto questo problema. Magari anche normativamente, no? In questa fase di convivenza vogliamo cominciare a affrontare delle norme che prevedano, scusatemi, la convivenza, che vuol dire un po' ogni tanto ti scotti il dito quello che accada, no? Se ti hanno detto che la puoi toccare. Grazie. Giacomo. Buongiorno a tutti. Presidente, scusi, buongiorno. Una precisazione forse non ho colto. Io il piano tamponi nuovo, quindi la nuova organizzazione entra in vigore adesso. Brava, dalle ore 24 di questa notte. Ok, quindi. Sì, insomma, da un secondo del martedì, domani non sarà più così. Ok. Quindi fino a stasera funziona come ha funzionato fino ad ora. La delibera esecutiva. Grazie. E la seconda cosa riguarda il modello matematico. Sì. Che cosa prevede, anche alla luce di quello che ci spiegava oggi sul nostro giornale, il primario di malattie infettive Vinicio Manfrin, che tra sabato pomeriggio e domenica mattina ha ricoverato 8 pazienti. Non sono grandi numeri, per carità, però c'è un trend, un'inversione di tendenza. Questa la preoccupa? Che cosa noi siamo sempre preoccupati, ve l'ho detto prima, il 5% dei contagiati finisce
potrebbe aver necessità di cure ospedaliere. Per questo ne guardiamo il numero di contagiati ogni giorno, no? Ma questa punta ha riguardato casualmente solo Vicenza in questo fine settimana? Ci sono altre? Non ve lo so dire, può essere un cluster, può essere una roba particolare, cioè noi li stiamo seguendo, adesso peraltro in settimana dovremo affinare forse il modello, perché voi sapete noi avevamo un modello dell'Istituto Superiore della Sanità, ma con questa variante, avendo tanti asintomatici, non funziona perché la correlazione contagiati e ricoveri è sballata. Infatti noi avevamo delle proiezioni ad oggi che erano sicuramente più disastrose. Oggi ne abbiamo 200 pazienti in tutto il Veneto. Quindi il modello ancora non è pronto, aspettiamo. No, però stiamo seguendo, insomma. D'accordo, grazie. Ovvio che se noi ci mettiamo d'impegno non serve nessun modello. Se andiamo a far festa senza se, senza ma, senza ci fosse un domani, probabilmente le proiezioni in ospedale poi ce ne accorgiamo. Poi ho letto da qualcuno di voi oggi ha scritto questo nuovo trend di ragazzi positivi che non dicono nulla. Chi è che lo ha scritto? Il Gazzettino, non so. Ma si distrae. E anche questo è inquietante, no? Perché poi c'è la quarantena, non voglio stare 10 giorni a casa, solite robe che sappiamo. Farmacisti che ci dicono che sono cittadini che entrano in farmacia e dicono dammi la tachipirina perché sono positivo, a sti livelli qua siamo. Zambo. Buongiorno, tornerei brevemente su due temi già toccati. Quello appunto della difficoltà di ottenere i Green Pass, sono tantissime le segnalazioni a noi come a voi, c'è qualcosa che le USL possono fare in qualche modo? No, intanto permettimi di ricordare che il Green Pass non c'entra niente con la Regione Veneto, ma ricordiamolo perché ormai sta diventando il parafulmine di tutto quello che succede in giro, non dipende da noi. Se ricordate, io nell'aprile 2020 sotto un diluvio del Paroassi ho detto dobbiamo pensare a un passaporto vaccinale. Se ci fossimo attrezzati allora oggi non saremmo qui, che si chiama Green Pass poi, io l'ho chiamato passaporto vaccinale allora, però lì è un tema informatico, cioè tu fai l'iniezione, viene caricata l'anagrafe vaccinale, va nell'anagrafe vaccinale nazionale e quindi tu in teoria dovresti già essere in Green Pass. Ad esempio in questa fase, ma deve essere così, riconosciamo anche le ricevute dei centri vaccinali, quindi chi non ha il Green Pass e non riesce a farselo rilasciare dal Veneto ha la ricevuta del centro vaccinale, utilizziamo quello, no? 1 o 2 dosi, vale da Green Pass, cioè vale, non ci sono alternative, cioè non è che uno sta chiuso in casa o non può fare un'attività perché non gli riconoscono le 2 vaccinazioni che ha fatto o la vaccinazione. Grazie. E l'altra cosa è questa, rispetto invece sempre ai sanitari non vaccinati, mi risulta che dovrebbero aver inviato in regioni diversi DG la lista delle aree dei reparti carenti. Non l'ho vista, cioè no. C'è modo magari... Ma immagino che in regione intendano Flor perché noi non vediamo queste carte. Penso che siano al dottor Flor inviate. Non compete a noi questo. Va bene, è che ormai le identificano, abbiamo mandato tutto a Zaia in realtà. Sì, faccio anche punture, disinfetto. Cioè. Vabbè, potremmo magari approfondire col dottor Flor. Sì, tardi. È un fatto tecnico, non... Grazie. Prego. E buona ultima, Moscati. Prigioni niente? Prigioni si dichiara soddisfatto. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Prima ha detto siamo aperti a Ferragosto, che cosa significa tecnicamente? Che sarà possibile anche vaccinarsi? I centri vaccinali sono aperti, se verranno chiusi perché non hanno... Vi faccio un esempio. Bassano, giorno di Ferragosto ad oggi ha 25 prenotazioni. Se non ce ne saranno di più non possiamo bloccarli del personale per 25, li anticiperemo un giorno prima, un giorno dopo, li chiameremo uno ad uno, ma così potrebbe accadere da altre parti. Se invece c'è vaccinazione noi siamo pronti per farne anche 50.000 il giorno di Ferragosto, per 50.000 ci arriviamo senza problemi.
Benissimo, grazie. E dopo ha detto prima che praticamente i vaccini ci sarà una maggiore fornitura nel mese di agosto, sì. Ci saranno Pfizer e Moderna e come aveva detto lei già prima, AstraZeneca era andata in perdita. Non ce lo facciamo più consegnare, lo potete scrivere. Esattamente, però alcuni mi domandano, ma il prezzo di Pfizer è aumentato? Come era stato? A noi non li fanno pagare. Ok, non sa lei per caso? No, mi ricordo i vecchi prezzi, ma a grandi linee noi non paghiamo i vaccini. Non c'è ancora questa cosa. Benissimo, grazie. Sono dati dallo Stato, quindi sì, ma era una curiosità che è arriva. una profilassi nazionale. Grazie. Vi lascio il dottor Mongillo. Se non c'è altro, sì, andiamo. Dottor Mongillo. Io lo volevo anche ringraziare perché l'abbiamo fatto lavorare in queste ultime ore. L'unica roba, il piano di sanità pubblica non è che mi ha fatto la giunta straordinaria per fare un'asinata oggi, va sempre in giunta il piano di sanità, per cui onde evitare di farlo domani, dopo di applicarlo dopo mezz'ora, abbiamo detto facciamo un giorno prima in modo tale che tutti siano avvisati. Domani alle 12:30 tutte le US, tutti i direttori generali, se volete organizzarvi, faranno una conferenza stampa per presentare il piano dei tamponi, il piano vaccinale, e quindi vi daranno US per US anche i numeri delle vaccinazioni, dei vaccini disponibili, delle agende. Adesso lascio al dottore che vi dà anche i numeri dei vaccini. Grazie e buona giornata, ci vedremo in settimana. Grazie. Voi non fate ferie? Buongiorno a tutti. Allora io mi ricollego all'ultimo messaggio del Presidente e do velocissimamente dei numeri aggiornati, sia sugli arrivi dei vaccini sia sull'andamento della campagna. Poco prima di entrare ho controllato i numeri, abbiamo superato oggi 5.800.000 somministrazioni di vaccino. Quindi il prossimo traguardo è quello dei 6 milioni, insomma, quindi immaginiamo nei prossimi giorni di superare i 6 milioni. Come percentuali di copertura abbiamo superato il 65% della popolazione totale coperta con almeno una dose, e se consideriamo invece solamente i vaccinabili, quindi quelli che hanno più di 12 anni, la copertura con almeno una dose è del 72%, quindi i numeri cominciano a essere importanti. Parliamo di copertura parziale, quindi prima almeno una dose. Se invece vogliamo considerare i cicli completi, quindi coloro che hanno completato il ciclo vaccinale previsto, le percentuali sono rispettivamente il 56,7% della popolazione generale e il 63%, poco più, della popolazione over 12, quindi quella vaccinabile. Gli ultimi numeri che do, perché lunedì scorso quando sono venuto qui si sapeva che sarebbe aumentata la fornitura di Pfizer per agosto, ma non sapevamo ancora i numeri esatti. Adesso abbiamo i numeri esatti, quindi questa settimana, la settimana del 9 agosto, rimane confermato il dato precedente, circa 160.000 vaccini, parlo di Pfizer. Dalla settimana prossima e quella successiva la fornitura sale in maniera importante, perché arriviamo a quasi 270.000 la prima settimana e 285.000 la settimana ancora successiva. Quindi sono numeri in linea con la fornitura in aumento che riguarderà tutta l'Italia, ma sono numeri importanti che ci consentiranno anche di incrementare la capacità di vaccinazione. Anche Moderna, ma sono numeri che già conoscevamo, a fine agosto dai 45.000 attuali circa sale prima a 70 e poi a 90.000. Ho arrotondato, ma eventualmente poi possiamo fornire anche i numeri precisi. Invece, venendo all'oggetto della giornata di oggi principale, entro un po' nei dettagli di quella che è la rimodulazione del piano di sanità pubblica per quanto riguarda l'offerta dell'effettuazione dei tamponi rapidi. Una rimodulazione che è un po' la risultante di varie considerazioni, sia l'andamento epidemiologico attuale, ma anche e soprattutto le novità, chiamiamole normative recenti, quindi decreto legge che ha introdotto l'obbligo del Green Pass, della certificazione verde Covid per una serie di attività, il decreto legge il 105 di fine luglio, poi c'è il recente decreto legge 111 che
a partire dal 1° settembre estenderà l'obbligo del Green Pass anche per il personale scolastico, come sapete, e per il personale e gli studenti del mondo dell'università, quindi un quadro che cambia anche dal punto di vista normativo. E non ultimo l'approvazione, la sottoscrizione del protocollo d'intesa nazionale tra Ministero della Salute, Commissario straordinario per l'emergenza e le associazioni rappresentative delle farmacie, che pochi giorni fa hanno fissato quelli che sono le modalità per offrire in forma agevolata un tampone a prezzi di favore, che sono quelli che ricordava prima il Presidente, quindi 8 euro per i soggetti tra i 12 e i 17 anni, 15 euro per i soggetti di maggiore età. Quindi col provvedimento che è andato oggi all'approvazione della Giunta abbiamo voluto precisare quali sono quelle categorie precise di soggetti per i quali il tampone antigenico continua ad essere offerto gratuitamente da parte del Servizio Sanitario Regionale, e poi abbiamo voluto precisare invece quelle categorie che invece per i quali il tampone antigenico diventa con oneri a carico del cittadino. Io passerei in rassegna le principali categorie, poi se abbiamo qualche domanda su qualche punto particolare. A me venendo la domanda già io, poi dopo magari questa tabellina la forniamo ai giornali, ai colleghi. Certamente, così lì è scritto anche nel dettaglio sia il contesto sia il soggetto a cui si applica questa rimodulazione. Farei 2 precisazioni, 2 premesse. Abbiamo voluto precisare che sono comunque gratuiti, poi comunque c'è scritto, i test richiesti dai soggetti che al momento sono esclusi dalla campagna di vaccinazione per età, quindi sotto i 12 anni, oppure che sono in possesso di un esonero, un'esenzione dalla vaccinazione, purché certificata formalmente quindi dall'azienda ULSS territorialmente competente. Quindi al di là di quello che sto per dire adesso, dei vari elenchi di chi ha il tampone gratuito e di chi ce l'ha a pagamento, questa è una premessa di ordine generale che vale per tutti, in modo che a chi non può vaccinarsi, perché così è previsto dalle norme nazionali, quindi per età o per condizione clinica, viene comunque mantenuta l'offerta del tampone gratuito. Quindi brevemente rimangono gratuiti tutti i tamponi che vengono fatti in caso di indicazioni cliniche, quindi la persona che presenta sintomi sospetti, quindi tutti quei tamponi che vengono fatti nell'ambito delle indagini epidemiologiche o del tracciamento dei contatti, quindi tutti quelli che hanno una motivazione clinica rimangono gratuiti, così come i pazienti che accedono al pronto soccorso oppure in previsione di un ricovero programmato secondo le procedure delle singole aziende. Ancora abbiamo mantenuto gratuito quello che è lo screening periodico che viene fatto agli operatori delle strutture sanitarie. E vale anche il tampone gratuito per operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali, e limitatamente a questi 2 contesti, quindi strutture sanitarie e strutture sociosanitarie territoriali, il tampone è gratuito anche per i visitatori, rispettivamente quindi dei soggetti ricoverati nelle strutture sanitarie e degli ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali. Poi ci sono dei contesti specifici in cui è mantenuto la gratuità del tampone, l'area della disabilità, quindi gli operatori, i familiari, i caregiver che sono coinvolti nell'assistenza continuativa di soggetti disabili. Rimane gratuito anche per i servizi ricreativi ed educativi rivolti ai minori. E infine abbiamo comunque lasciato la possibilità, su decisione della ULSS competente per territorio, di individuare particolari popolazioni a particolare rischio, quindi o delle popolazioni di interesse epidemiologico anche locale, che possono essere monitorate al fine di avere una valutazione della circolazione del virus in quel contesto. Quindi questo è l'elenco, ma poi affido tutti i dettagli al documento che prepariamo a stretto giro. Questo è l'elenco di tutti i soggetti per i quali rimane, con lo stesso identico costo che è previsto dal protocollo nazionale in accordo con le farmacie, per cui il test rimane gratuito.
diventano a pagamento e una delle motivazioni è anche proprio mantenere la sostenibilità del funzionamento della macchina della sanità, tutti quei tamponi che sono richiesti dal soggetto nell'ambito di viaggi all'estero, quindi quelli che uno deve effettuare su richiesta del paese di destinazione oppure per il rientro in Italia. Tutti quei tamponi che sono richiesti per motivi personali, anche ai fini dell'ottenimento della certificazione verde, quindi per tutto quell'accesso ad attività e servizi che attualmente richiedono il Green Pass, a meno che la situazione non rientri nell'elenco di cui prima, per esempio gli ospedali e le case di riposo. Diventano gratuiti i test fatti a pagamento con oneri a carico del cittadino, i test per esigenze lavorative, spostamenti per motivi di lavoro, e per la partecipazione e la frequenza a tutti quei contesti, chiamiamolo ricreativi o di socializzazione, non altrimenti precisati nell'elenco dei tamponi gratuiti. Questo è per fare il panorama molto velocemente, ma poi i dettagli li possiamo tranquillamente divulgare, insomma, anche perché è un provvedimento che entra in vigore subito a partire dalla mezzanotte di oggi. Io avrei finito di illustrare il provvedimento. Allora direi Tosato, Zambò, non vedo altre mani. Sì, buongiorno. Non le chiedo ulteriori dettagli perché poi vedremo, pubblicheremo nel dettaglio. Però una cosa, siccome avete fatto riferimento a più riprese alla sostenibilità, non solo in termini di tempo e di risorse umane, ma anche economica di questa attività, cioè, se ho ben capito, facciamo meno tamponi gratuiti per riuscire a garantire i tamponi gratuiti alle situazioni realmente bisognose di questi controlli. Che ordine di impegno economico comportano questi tamponi? Allora, grazie per la domanda, perché mi permette di precisare anche un aspetto che ho tralasciato, però deriva strettamente dal commento che ho appena fatto. Quindi il senso è quello di mantenere comunque un'offerta a tutta la popolazione, però di mirare quindi l'effettuazione del tampone a tutti quei motivi in cui deve essere fatto per esigenze di natura clinica o di tutela della salute del singolo e della collettività. E tanto è vero che abbiamo sempre garantito che ci deve essere la priorità a parità di richiesta per tutti i soggetti che vengono con prescrizione medica o che devono fare il tampone per i motivi che ho detto. Per quanto riguarda l'impegno economico, io attualmente non ho i numeri qui, però possiamo impegnarci a fare una stima di quello che sta costando l'intero mantenimento della macchina dei tamponi. Io qui al momento non so dare una risposta precisa su questo. Bene, Zambò. Salve, volevo solo capire un po' meglio per invece la parte turistica a cui accennava il Presidente. Quanti Covid point rimarranno, mettiamola così, la maggior parte dei cittadini che non rientrano nelle categorie per cui c'è la gratuità si rivolgeranno alle farmacie? Andiamo bene. Possono rivolgersi alle farmacie, sì, è una possibilità. Sì. Ecco, per quanto riguarda invece i turisti che devono rientrare in Germania, che si sono citati prima, quanti Covid point ci saranno gestiti quindi dalle strutture sanitarie regionali? Ci sarà fisicamente un POS? Si potrà pagare anche in contanti oppure no? Insomma, un po' di dettagli pratici. Sì, e poi i dettagli attuativi sono definiti anche dalle singole aziende. Comunque quello che la Giunta ha approvato è che l'indicazione è che ci sia almeno un Covid point individuato a livello territoriale per ogni ULSS. Poi ovviamente per le ULSS a maggiore vocazione turistica, considerati i numeri che abbiamo citato prima, l'offerta sicuramente verrà ampliata con più di un punto e sicuramente, ne abbiamo parlato questa mattina in riunione, quelli già attivi, e quindi verrà mantenuta questa possibilità, c'è la possibilità del pagamento digitale, come senza contanti, quindi sicuramente quello è già così in molti punti. Giacomuzzo, no, avevi finito? Martina, sì, Giacomuzzo. Dottore, scusi, una precisazione pratica, chi va al Covid point dell'USL una volta, fino a oggi in pratica poteva andarci senza appuntamento, questa modalità continua oppure no? Allora, l'offerta viene rimodulata.
Okay? Quindi sicuramente chi va non per un interesse di natura personale può presentarsi senza problemi. Adesso vediamo in fase attuativa, anche dovremo capire anche i numeri che avremo di fronte a questa settimana, perché noi abbiamo fatto una previsione che tiene conto anche di quelle centinaia di migliaia di persone che legittimamente per tornare nel proprio paese devono avere un tampone negativo. Okay? E questi sono una stima che abbiamo fatto. Vediamo nei prossimi giorni qual è l'impatto concreto e la pressione sui vari punti territoriali e quindi eventualmente interverremo per precisare o rimodulare tutto. Quindi al momento resta accesso libero? Attualmente sì, però con i criteri e le priorità che abbiamo detto prima. Parlavo di orari, certamente. Grazie. Se non ci sono altre domande ci sentiamo quando vi mando i materiali che mi fornirà il più rapidamente possibile il dottor Mongiglio. Grazie dottore. In diretta arriva. Se vuole Rientriamo in studio, questa è la conferenza stampa odierna del presidente del Veneto Luca Zaia con il dottor Michele Mongillo che è uno dei responsabili del Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto. Tante le novità, in parte erano state annunciate su tutte, la non gratuità dei tamponi, si cambia linea, così prevede il nuovo piano pubblico di sanità regionale. Questo significa che da domani la delibera verrà diffusa nel pomeriggio, da domani si pagheranno i tamponi. Ci sono delle fasce esonerate dal pagamento, ma finisce di fatto questa epoca contrassegnata dalla gratuità del tampone, che era, se vogliamo, caratteristica del Veneto. Il Veneto è stata l'unica regione, questo va sottolineato, a effettuare i tamponi e finora in modo del tutto gratuito, ma da stasera si cambia dalla mezzanotte. C'è una questione di costi, vengono effettuati migliaia e migliaia di tamponi al giorno in Veneto, i vacanzieri, i turisti hanno fatto aumentare questa cifra e il costo non è più sostenibile. Da qui appunto questo giro di vite contenuto nel piano di sanità pubblica. Parliamo di tamponi a pagamento tra gli 8 e i 22 euro, le fasce 8, 15 e 22. 8 euro per i soggetti minori, 15 per tutti gli altri, 22 pare per i turisti, in particolare i turisti tedeschi che, come sapete, da qualche giorno per rientrare in Germania devono esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al rientro in patria. Questa è la novità più importante di giornata, che era stata comunque preannunciata, come abbiamo avuto modo di dire nei giorni scorsi da parte dello stesso Zaia. L'altra faccia della medaglia è costituita dalle vaccinazioni, con tante slot a disposizione, perché se da un lato i tamponi c'è questo giro di vite, c'è questa stretta, dall'altro c'è una grossa disponibilità di vaccini e sembrerebbe di capire chi ha orecchie per intendere intenda. Questo è un po' il messaggio. 1 milione di dosi disponibili nel mese di agosto, quindi potenzialmente si può far fronte ad una domanda enorme e arrivare davvero a quella immunità di comunità di cui tanto si è parlato in questo periodo. Direi di vedere velocissimamente i dati ai quali ormai siamo abituati. Questo riguarda le vaccinazioni. Sono state somministrate nella giornata di ieri oltre 20.000 dosi, prime dosi 10.000, cicli completati 10.000, quindi 50-50
50 per un totale di 5.795.000 dosi somministrate in Veneto. La percentuale delle dosi somministrate sulle dosi fornite è del 97,6%. Vi mostrerei poi anche la tabella del contagio, perché di fatto questo è il nodo. Il contagio resta, anche se la crescita non è esponenziale, sembra quasi essersi stabilizzata. 425 i nuovi casi di positività nel Veneto nelle 24 ore. Vediamo il dato, eccolo qui: Venezia 100, 101 Verona, Vicenza 33, con l'indice di occupazione ospedaliera che resta stabile. Questa è la buona notizia fondamentalmente. 182 le persone ricoverate in area non critica, 24 i soggetti che si trovano in terapia intensiva. Tra l'altro con la specifica del governatore Zaia, che ha sottolineato come tutti i soggetti in terapia intensiva ricoverati anche negli ultimi giorni siano soggetti non vaccinati. Questo è lo spartiacque del momento, nei giorni in cui per esempio il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha parlato di una pandemia dei non vaccinati. Queste sono le indicazioni, per certi versi, che arrivano dai dati di giornata anche in Veneto. Quindi tante le notizie emerse nel corso di questa conferenza stampa, ma abbiamo ancora tanto da raccontarvi. È rimasto con noi Pierpaolo Longo della Sonuoto, non solo Federazione Italiana Nuoto e titolare di una piscina a Bassano. Presto ci raggiungeranno anche gli altri due ospiti. Avremo Dario Scopel, che è coordinatore provinciale di Forza Italia per Belluno, e Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico. Io poi vi ricordo il nostro sondaggio. Li vedo già collegati, perfetto, quindi li saluto entrambi. Dario Scopel e Jonathan Montanariello, buongiorno, ben trovati su Antenna 3, ma prima facciamo così, c'è il meteo e qualche istante di pubblicità. Ci ritroviamo subito dopo, a fra poco. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Benvenuti al Meteo. La settimana inizia all'insegna dell'alta pressione africana. Bel tempo e caldo che per ora sembra possa proseguire anche nel weekend di Ferragosto, ma per una conferma dovremo attendere i prossimi aggiornamenti. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Lunedì 9 agosto non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e soleggiato con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime invece oscillanti tra i 30 e i 33 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui condizioni di tempo stabile, tanto sole e cielo limpido o con qualche velatura. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.
Di nuovo in studio, rieccoci, Pierpaolo Longo è rimasto con noi della Sonotto, Dario Scopel e Jonathan Montanariello, il primo, eccolo, sindaco di Seren e coordinatore provinciale di Forza Italia, Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico. I temi sono davvero tanti, io partirei da quelli di giornata e da questa stretta sui tamponi di fatto che inizierà alla mezzanotte, quindi con i tamponi che non saranno più gratuiti ma a pagamento. È la scelta giusta? Chiedo a Dario Scopel. Beh, credo che fino ad oggi il fatto che i tamponi fossero gratuiti certamente è stata una scelta che ha portato dei risultati positivi nei termini, diciamo, di riuscire a scovare eventuali positivi. Il fatto che da oggi, o meglio da domani, questi non siano più, o meglio siano a pagamento, a mio avviso, per quanto le ragioni che ha esposto il Presidente Zaia sono assolutamente da capire, rimane il fatto che non è a mio modo di vedere una cosa positiva, perché il fatto che fossero liberi ci aiutava a gestire meglio la situazione, secondo me. Lei dice quindi il fatto che adesso non siano più gratuiti è un problema in più anche per le tasche forse delle famiglie? Beh, certamente per le tasche delle famiglie, ma in generale era un'azione che ha portato benefici dal punto di vista della ricerca di eventuali positivi, per cui da questo punto di vista eravamo una regione secondo me virtuosa. Non avere più questa arma in più è un qualcosa che non ci aiuta nella lotta contro il virus. E questo, Montanariello, è per caso anche un modo per accelerare sulle vaccinazioni? Lo abbiamo visto, c'è un effetto Green Pass e probabilmente a questo punto ci sarà anche un effetto tampone per spingere le vaccinazioni. Tra l'altro sempre Zaia ha detto che c'è 1 milione di dosi a disposizione per il mese di agosto. Lei che interpretazione dà a tutto questo, al di là della sostenibilità dei costi? Io credo che il Presidente Zaia su questa sua scelta mi trova in piena sintonia. Il vaccino è gratis, il tampone no, uno può vaccinarsi. È palese che la via d'uscita a questa pandemia è il vaccino, al netto che per la guerra al Covid il fatto di riuscire a tracciare i positivi, come diceva prima l'altro ospite che è intervenuto, il tampone diventa fondamentale, ma oggi siamo in un'altra fase. Oggi siamo nella fase dove la via d'uscita è il vaccino. I nuovi colori alle regioni saranno dati in base a quelli che sono gli indici di ospedalizzazioni, non di positività, ed è palese che i numeri insomma si leggono, non si interpretano, che gran parte di chi è ospedalizzato o di chi anche purtroppo viene continuato a essere contato tra i bollettini delle vittime erano quasi tutti non vaccinati. Quindi insomma che il vaccino è gratuito, la gente si vaccini. Non si può pensare che, visto che ormai ci sarà il mondo che ricorrerà ai tamponi per il Green Pass piuttosto che altro, la collettività paghi le scelte di chi non vuole vaccinarsi per la sua libertà, quello che vuole insomma. Però non si può pensare che da domani ci dovremo trovare magari a fare una variazione di bilancio in Consiglio regionale per andare a tagliare i servizi da qualche parte o aumentare le tasse, perché c'è chi pensa di andare avanti con un tampone ogni 24-48 ore per poter continuare ad avere una vita sociale con un Green Pass di 24-48 ore. Il mondo ormai si riverserà tutto sui tamponi, perché è normale che adesso c'è la gara, la corsa al tampone, e non è sostenibile che chi si vaccina continui a pagare le tasse per chi crede che la soluzione sia non vaccinarsi. Non vuoi vaccinarti, paghi, punto. La sanità pubblica è un conto, rincorrere le idee di chi vuole percorrere strade diverse credo esuli da quello che è il servizio pubblico sanitario.
Tra l'altro poi in questa fase incide parecchio il fattore turismo. Dicevamo prima dei turisti tedeschi, da qui alla fine del mese saranno ben 400.000 quelli che soggiorneranno o transiteranno per qualche giorno in Veneto. 400.000 persone che hanno bisogno di un tampone per rientrare in Germania, perché dalla scorsa settimana anche il governo tedesco ha in qualche modo imposto un giro di vite per i rientri. Dal punto di vista invece imprenditoriale, Pierpaolo Longo, questa notizia, lei ha la gestione di una piscina ma ne coordina tante altre, è un bene, è un male, perché è un aggravio in più, insomma? Beh, senza dubbio è un ulteriore aggravio e probabilmente un appello alla responsabilità, voglio dire. Il tampone gratuito, è stato ben detto, viene effettuato in quei casi di necessità o di bisogno da parte dell'azienda di fare il tracing o via discorrendo nelle categorie. Giustamente l'escamotage del tampone per poi dribblare quello che è la vaccinazione e quindi il Green Pass, noi lo vediamo ormai da 48 ore, è stata la scelta maggioritaria. Probabilmente questa scelta, che ha sicuramente un'origine economico-finanziaria, come giustamente spiegava prima il consigliere, senza dubbio vuole fare anche un effetto filtro rispetto a quella fetta di popolazione che con la possibilità del tampone gratuito poteva accedere a servizi non indispensabili, evitando poi il discorso della vaccinazione, che attualmente è la vera unica arma che ci permette poi di pensare da settembre e il prossimo futuro, soprattutto le categorie produttive ed economiche, di non rischiare la chiusura. È discutibile, senza ombra di dubbio, ricollegandomi poi al giusto ragionamento sull'aspetto turistico. Ricordiamo che i ragazzi che sono rimasti in isolamento domiciliare a Malta o in Grecia hanno dovuto accollarsi le proprie spese, per cui credo che la scelta nel rientro dell'asse turistico di imporre i 22 euro di tampone, che è una cifra senza dubbio abbordabile, sia coerente con la linea di pensiero anche condivisa. Ecco, a livello poi strutturale per la gestione degli impianti sportivi e delle piscine, senza dubbio noi andremo in un calo collaudato del 30% dei flussi, ulteriore a quel 50% che avevamo già perso con la ripresa del 7 di giugno, per cui dovremo fare dei conti molto attenti per mantenere in piedi le strutture. Confidiamo che questa spinta di Green Pass, tampone a pagamento, induca poi le persone che attualmente risultano non vaccinati a fare quell'operazione, torno a dire, di responsabilità per una vita quanto più normale nella quotidianità. Lei dice quindi nel breve periodo ci saranno sicuramente delle ripercussioni, la speranza è che ci sia un allineamento da qui a settembre, fondamentalmente a settembre e a ottobre, poi con il rientro a scuola. Tra l'altro proprio in questi secondi la Regione del Veneto ha diffuso questa nota, non riesco a ingrandire ulteriormente, è l'elenco comunque dei soggetti che potranno continuare a fare il tampone in modo gratuito, quindi soggetti che presentano sintomi, quindi soggetti sintomatici che si presentano con sintomi al Covid point, poi soggetti positivi o individuati come contatti posti in quarantena, quindi soggetti che sono in quarantena, i loro contatti, gli operatori di strutture sanitarie, gli operatori di strutture residenziali e, cosa molto importante, i visitatori di pazienti ricoverati sia negli ospedali che nelle case di riposo. È necessario presentare adeguata evidenza documentale, quindi immagino la prenotazione dell'appuntamento in casa di riposo, perché diciamolo, altrimenti un po' il rischio è che qualcuno possa fare il furbo scopella. Lei da sindaco conosce bene anche queste dinamiche.
Sì, no, scusi, volevo fare stato un passo indietro. Io naturalmente non mi riferivo soltanto al fatto di chi non vuole fare il vaccino e che quindi ogni 2 giorni si fa un tampone. Mi riferivo anche al fatto che, ad esempio, qui nel Bellunese l'azienda sanitaria ha più volte sollecitato e chiesto alle persone che comunque, anche se vaccinate, se si devono comunque recare in ambienti in cui ci sono grandi affollamenti, fare un tampone era comunque di maggiore sicurezza, anche perché gratuito. Quindi era per dire che una maggiore sicurezza anche nelle persone comunque che sono vaccinate ma che potrebbero comunque portare o trasmettere il virus era un'arma in più per riuscire a sconfiggere il virus. Io mi riferivo naturalmente a questo. Certo, tra l'altro il riferimento di attualità ci viene dato, Sindaco, se non sbaglio, dal Palio di Feltre che si è tenuto ieri. C'è stata una forte task force anche dell'ULSS e degli organizzatori. Sono stati effettuati 500 tamponi, 0 positivi. Questo è il contact tracing poi alla fine, e l'utilità poi di utilizzarlo nei grandi eventi. A tutto questo tema si ricollega ovviamente quello del Green Pass in azienda, perché in queste ore, in questi giorni se ne sta parlando tantissimo. Tra l'altro il nostro sondaggio di questa sera avverte proprio su questo. Green Pass in azienda, giusto? Questo ve lo stiamo chiedendo perché non solo il mondo politico ma anche quello sindacale e delle categorie sta prendendo posizione. 2 settimane fa la proposta di Confindustria, poi sostenuta da tutte le altre categorie di fatto. Quindi lo chiediamo anche a voi. Green Pass in azienda, giusto? Se sì, 0422 1626 691, se no 0422 1626 690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso del nostro telegiornale di Treviso. E ovviamente rigiro a voi questa domanda. Montanariello, è giusto il Green Pass in azienda? Finito il collegamento chiamerò per dire sì, così partecipo anch'io al sondaggio. Sì, è assolutamente giusto il Green Pass in azienda, anche perché insomma, in virtù di ciò che abbiamo detto finora, credo che siamo tutti quanti allineati, seppur con sfaccettature diverse, che l'unica strada che abbiamo per uscire dalla pandemia, o perlomeno per evitare un nuovo lockdown totale, sia quello di vaccinarsi e avere il Green Pass. Guardi, proprio per non incorrere in problematiche di questo tipo, io ho spostato quei 3-4 giorni che sarei andato via e avrei staccato la spina proprio in attesa di fare il vaccino e avere il Green Pass, proprio per evitare questo tipo di problematiche. E lo stesso credo sia nei mondi produttivi, nelle aziende, negli impianti sportivi, insomma. Non si può pensare ormai di andare in giro senza Green Pass. E qua, guardi, la scelta non è se andare a nuotare o andare a mangiare la pizza con il Green Pass o senza Green Pass. Qui la scelta è andare a mangiare la pizza o andare a nuotare con il Green Pass, oppure chiudere la piscina e chiudere i ristoranti. Cioè, qua siamo di fronte anche a una battaglia economica che, soprattutto in una regione come la nostra, produttiva, da un importante PIL fatto di importanti aziende anche che vivono di esportazione, noi dobbiamo combattere. E allora come crediamo di combattere questa battaglia? Con il tampone una mattina sì, una mattina no, prima che vai a lavorare in fabbrica? Oppure andando in azienda e non avendo la certezza che chi entra sia una persona che non contagi? Tra l'altro il sindaco ha fatto prima un'osservazione molto valida quando diceva bene il tampone anche nel caso uno è vaccinato, perché sappiamo che comunque ci sono dei casi dove il vaccinato comunque può essere contagiato. Credo che questa osservazione sia valida, ringrazio il sindaco per averla fatta, perché tra le categorie che magari sono inserite nel bollettino diramato dalla regione e che quindi di chi ha diritto a fare il tampone gratuito, potremmo inserire chi ha il Green Pass e vuole fare il tampone prima di un evento, per vedere, nel caso sia positivo, che con la scusa del Green Pass non entri libero, lo possa portare.
Però guardi, è già diverso, perché a quel punto te non stai lavorando sul sistema del tampone, su chi vuole fare il furbo ed evitare di fare il vaccino, ma su una persona che ha il vaccino, come faceva notare prima il sindaco, può essere che per un eccesso di scrupolo, magari venuto via da un evento, dica vado a fare un tampone per vedere se ho partecipato a un evento, l'ho preso, magari prima di andare voglio essere sicuro di... Però io credo che il tampone a pagamento per combattere chi non voglia fare il vaccino, Zaia ha fatto bene, lo dico io, guardate che sono in minoranza, quindi non trovo modo neanche di... È al di là di ogni sospetto, Montanariello, ecco, al di là di ogni sospetto. L'osservazione che faceva il sindaco è giusta, va perfezionato il tiro, magari in corso d'opera, raccogliendo anche tutte queste osservazioni di chi amministra e sul territorio coglie e capta segnali importanti, sicuramente andrà un po' raddrizzato il tiro, però bene partire così. Chi non vuol vaccinarsi non può essere un problema per non solo la salute ma anche l'economia della nostra regione e del popolo veneto. E Scopel, chiedo a lei, da rappresentante di una forza liberale come Forza Italia, che ha sempre molto a cuore il mondo economico dell'impresa, questo Green Pass in azienda è giusto, è sbagliato, lede la privacy dei lavoratori? Ci sono state delle aperture nei giorni scorsi da parte dello stesso sindacato, da parte dello stesso Landini. Diciamo che tutti però stanno chiedendo al governo di prendere una posizione a livello normativo, quindi di fare una legge e non di demandare il tutto alla contrattazione collettiva. Lei come la vede, Scopel? Guarda, io giusto per evitare ogni fraintendimento dico subito che il vaccino l'ho fatto prima che esistesse il Green Pass e che come amministrazione, come comune abbiamo lavorato in questi mesi per fare anche delle sedute vaccinali qui all'interno del nostro territorio comunale, questo proprio per favorire la vaccinazione. Detto questo però io, come ho anche già detto altre volte, non sono molto a favore del Green Pass, intendo perché viene demandato soprattutto anche al controllo alle persone stesse, quindi al fatto che chi è in azienda debba, o comunque nei ristoranti o in altri luoghi, debba controllare, penso anche all'interno delle frasche pesane. Piuttosto credo che se vi è appunto la necessità e la convinzione che il vaccino come sia certamente l'arma più importante, allora a quel punto il governo deve fare una scelta di campo e rendere allora piuttosto un obbligo vaccinale. Questo anche per far sì che non si crei una tensione, come io sento in giro, insomma, che si sta creando tra le persone, e siccome alcuni mesi fa dicevamo che da questa pandemia dovevamo uscire tutti più uniti e più forti, ecco, non vorrei che si creasse una frattura invece a livello sociale che non fa bene né appunto alle nostre comunità né tantomeno bene al nostro sistema paese. Diciamo che rischia un po' di radicalizzarsi lo scontro, o comunque alcune posizioni si stanno un po' estremizzando. Lei nota questo, Sindaco? Sì, a mio avviso c'è anche una tendenza di questo genere, ma le dico anche una cosa, tra le varie cose che si è detto è che all'interno della scuola sarebbe possibile non mettere all'interno della classe le mascherine se tutti i ragazzi sono vaccinati. Ecco, se ad esempio all'interno di una classe c'è un ragazzo che non è vaccinato, cosa facciamo? Lo mettiamo dietro la lavagna, gli mettiamo il cappello d'asino, facciamo sì che ci siano delle angherie nei suoi confronti. Ecco, è da tener conto anche di quello che si potrebbe creare dividendo le persone, e allora piuttosto io credo che sia, se necessario, fare un obbligo vaccinale in maniera tale che se ci deve essere proprio una tensione, questa si rivolga piuttosto verso il governo piuttosto che tra le persone, perché a mio avviso la cosa più importante è non spaccare la comunità. E questo è un tema innegabile. Montanariello, secondo lei ormai noi ragioniamo di giorno in giorno, no? Questa pandemia ci ha un po' insegnato a non guardare troppo in prospettiva, perché poi spariglia sempre le carte in tavola. Ma se si va avanti così, non so, non è una domanda provocatoria, ma ci sarà la necessità di arrivare a un obbligo vaccinale da qui ai prossimi mesi? Lei intravede questa ipotesi? Io credo che se si va avanti così il governo sarà costretto a fare una norma dove diventerà obbligatorio. Non si può più demandare in alcuni casi alla libera scelta, ad esempio nelle scuole o i sanitari,
Io sono fortemente convinto che loro, ad esempio, dovrebbero già essere categorie dove è previsto l'obbligo, ma d'altronde, guardate, tutta questa avversità al vaccino non la capisco. Io faccio il marittimo, no? Quando ho deciso di imbarcarmi, la prima cosa che ha fatto la Capitaneria di Porto è mi ha chiesto l'antitetanica, e se non avevo l'antitetanica me la dovevo fare, altrimenti tu sulle navi non vai a lavorare, perché per avere il libretto di mare devi avere l'antitetanica, punto. Come quando uno decide di fare un viaggio in Africa, che deve fare una profilassi vaccinale o quant'altro. Allora ci sono dei lavori dove è già circa 50 anni che se non hai alcuni tipi di vaccino non puoi farli. La Capitaneria di Porto, per imbarcarti su una nave e fare un lavoro professionale, anche semplice marinaio accettivo a Venezia, devi avere l'antitetanica, altrimenti lo Stato, la Capitaneria, non ti rilasciano l'immatricolazione di iscrizione agente di mare. Lo stesso credo debba essere nelle scuole, debba essere negli ospedali. Mutatis mutandi deve valere il principio. Diciamo che arrivati a questo punto, Longo, non è più fantascienza neanche prospettare un obbligo vaccinale esteso, nel senso, per il momento non se ne parla, la politica allontana questo spauracchio, chiamiamolo così, questa ipotesi, questa strada, ma insomma ci sono tanti elementi, tanti indizi, no, che fanno una prova. Lei che dice? Ma io ragiono anche sui dati, soprattutto nel mondo imprenditoriale. Il primo trimestre ha visto una crescita quasi insperata rispetto alle stime, il secondo trimestre l'ha confermata, addirittura l'ha superata. Io chiedo a qualsiasi azienda se abbia l'interesse a poter solo ipotizzare un'ulteriore chiusura, e quando definisco azienda non definisco solo la macchina produttiva, ma anche tutte quelle famiglie di lavoratori e conseguenti che girano intorno a questo microcosmo, per cui ipotizzare l'idea che per una mancanza di scelta o di coraggio anche politico si metta a rischio il sistema produttivo, economico o peggio ancora sociale, perché ben si diceva prima nelle parole del sindaco, ormai si sta delegando alla popolazione delle scelte che sono molto difficili. Ottimo anche il collegamento con l'antitetanica. E io sento che diverse aziende, tramite appunto anche Confindustria e via discorrendo, pur di ripartire in sicurezza, stanno già mettendo nella loro programmazione l'idea di far rientrare i propri dipendenti e fare il tampone obbligatorio in azienda, come abbiamo chiuso la stagione scorsa. Vaccino o non vaccino, questo è un onere a carico dell'azienda, ma pur di evitare il piano B, ovvero quello di sospendere settori produttivi o addirittura di chiudere l'azienda, credo siano disposti a percorrerlo. Che il tema sia caldissimo lo dice, di fatto ce l'ha fatto capire l'assessore regionale Elena Donazzan, che ieri proprio nel corso della nostra diretta ha rivelato qualcosa che terrà banco sicuramente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ci sono delle aziende, dice Donazzan, che stanno di fatto già chiedendo il Green Pass ai lavoratori, quindi si stanno in qualche modo consolidando forse delle prassi aziendali che per il momento non sono supportate a livello normativo. E quindi che cosa facciamo? Ma partiamo dalle parole di Donazzan. Ci sono delle aziende che stanno mandando delle lettere dove dicono ai propri collaboratori: dopo le ferie non tornate a lavorare se non avete il Green Pass. O meglio, in qualche caso, se non vi siete vaccinati. C'è scritto così, ovviamente mi vengono riferite come assessore al lavoro, ce n'è più di una, ma insomma non farò nomi perché la situazione è abbastanza complessa e delicata, ma sappiate che è così. Sgancia una bomba Elena Donazzan nel pieno della discussione sul Green Pass. Il governo non è ancora intervenuto sull'obbligo di certificazione verde all'interno dei luoghi di lavoro, ad esclusione di sanità e scuola, ma da quanto segnalato dall'assessore regionale, alcune aziende si starebbero già muovendo in tal senso. Non è possibile fare una cosa del genere per il semplice fatto che la vaccinazione, che non è un obbligo in questo momento,
fatto, così diventa una violazione della libertà personale del lavoratore. Un tema che rischia di riscaldare ulteriormente quest'estate 2021. Sto ricevendo delle segnalazioni proprio in questo periodo e credo che dovrò parlarne con le associazioni di categoria, perché se è un indirizzo che danno le associazioni di categoria, allora è il caso che lo dicano. Se è una libera, scelta della singola impresa, è un altro aspetto. Io sono abbastanza preoccupata da questo tipo di conflitto sociale che si sta generando. C'è poi l'altro fronte caldo, quello della scuola, con obbligo di certificato verde per il personale docente, dando ai presidi il compito di controllare, ma qui, sottolinea l'assessore Donazzan, nasce un problema di privacy. Il garante della privacy non ha permesso una lettura delle banche dati tra l'anagrafe scolastica e quella della sanità, quindi si fa fatica a leggere i dati complessivamente, da parte dei presidi questo è il problema, una richiesta di informazioni aggiuntive, perché la norma così com'è delega loro, come ha detto bene lei, a fare delle indagini che sono oltre il normale ruolo di un preside. Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 5° giorno il rapporto di lavoro è sospeso, recita il decreto legge. Punto questo che sta facendo discutere. Che l'insegnante se non ottempera può essere licenziato, forse è una delle uniche cause di licenziamento, ma licenziare perché una persona non ha voluto vaccinarsi aprirà una babele veramente di sentenze giuridiche. Questo è il nodo di cui stavamo di fatto parlando, e questa è la posizione di Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro, quindi un referato basilare in questo preciso momento storico ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia, e come sapete Fratelli d'Italia ha una posizione molto critica nei confronti del Green Pass. Quindi dove può andare a finire questo dibattito, Montanariello? Prima parlavamo di ipotetiche tensioni sociali, la Donazzan dice io le vedo queste tensioni sociali. Cosa deve fare in questo preciso momento storico la politica anche per evitare che il confronto si balcanizzi? Intanto credo che la Donazzan debba ricordarsi che principalmente lei è assessore della Regione Veneto, oltre che esponente di un partito politico come Fratelli d'Italia, che spesso dà sponda all'idea di chi non vuol vaccinarsi. Credo che dovrebbe chiedersi se la sua collocazione in giunta sia ancora opportuna, l'assessore Donazzan, dopo che da una parte abbiamo il presidente Zaia, che pur di spingere sull'idea del vaccino in maniera seria e responsabile, lo dico io che sono in opposizione, ripeto, fa tutte quelle azioni che mette in campo, tutte quelle azioni che vanno messe in campo per dire che una regione come il Veneto non può permettersi il lusso di dover chiudere ancora i battenti, che qua non si tratta di libertà tua o libertà mia, ma si tratta di fermare una pandemia dove ci sono persone che stanno ancora piangendo le proprie vittime avute in casa con la prima, seconda e terza ondata, che qui si tratta di aziende che hanno chiuso e hanno rischiato il fallimento, pezzi interi di sistema produttivo veneto che non possono più permettersi di chiudere i battenti. Di questo stiamo parlando, non della libertà tua e della libertà mia. Basta con questa storia della libertà. E c'è un presidente che ha sposato la linea del vaccinarsi e sta facendo anche azioni impopolari come il tampone a pagamento. La Donazzan ci dica se lei in giunta col presidente Zaia si sente ancora a suo agio, o forse è il caso di rivedere la posizione anche che Fratelli d'Italia ha all'interno della politica regionale veneta, visto che mi sembra che in alcuni casi l'opposizione al Presidente la faccia Fratelli d'Italia e non il Partito Democratico, che pur facendo un'opposizione dura e aspra nei temi di interesse collettivo si assume il suo pezzo di responsabilità. E quindi qui non c'è solo di divisioni sociali. Quando l'assessore dice è da capire se lo ha fatto un'azienda o è un'indicazione delle associazioni di categoria, cosa cambia? Lei è favorevole o no? In un momento come questo, dopo le azioni di Zaia, io mi sarei aspettato da un assessore al lavoro che avesse detto
al netto dei margini normativi e degli alveari che si possono aprire in termini di sentenze o altro, forse la lettera a casa dell'azienda è un po' tirata, però la strada è quella giusta, la via maestra è quella, non il fatto di dire che le aziende che mettono in campo, l'azienda fa bene. Se io sono un imprenditore e non voglio chiudere la mia azienda perché magari ci sono i sacrifici di una vita mia e della mia famiglia, non lascerò che una persona che vuole non vaccinarsi venga a mettere a repentaglio quella che è la solidità della mia azienda. Lei dice, Montanariello, che l'imprenditore ha il diritto di garantire la sicurezza della sua azienda e quindi poi la tenuta dell'attività economica. Scopel, come giudica le parole di Donazzan? Ma facciamo un passo ulteriore. All'interno del centrodestra, sul Green Pass, ci sono tante voci sostanzialmente, anche all'interno per esempio della Lega. Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato tantissimo, è sempre più palese la distanza non solo comunicativa tra il governatore Zaia e il leader della Lega Matteo Salvini. Qual è l'anima che prevale all'interno del centrodestra e soprattutto Fratelli d'Italia si sta chiamando troppo fuori dall'alleanza? Io credo che sia possibile e giusto che ci siano punti di vista differenti in ogni caso. Siamo comunque in uno Stato democratico e per cui è possibile e necessario che ci sia anche questo. Io parto dal presupposto che la politica spesso e purtroppo ha colpe, e lo dico parlando da un territorio, da una provincia dove in estate, per dire in alcuni territori la chirurgia chiude per ferie, sembra impossibile ma è così, dove se abiti in luoghi troppo distanti è difficile anche magari se hai un parto urgente arrivare in orario, in tempo in ospedale, o dove se hai problemi di salute mentale, come purtroppo in questi ultimi periodi, lo dicono anche i dati, aumentano, chiudono i reparti perché mancano i dottori. Ecco che quindi la politica su tutto quello che è la sanità mi pare che abbia molto da fare, da sistemare proprio per delle mancanze anche di programmazione. Credo che dire che il Green Pass sia necessario, io per quanto la mia idea personale dico non è così, dico il vaccino è necessario, ecco che allora la politica deve prendere una scelta forte e siccome in questo momento ancora non è obbligatorio fare il vaccino e quindi una persona può decidere di farlo o non farlo, ecco se questa è la strada più importante che abbiamo per porre soluzione al tema, ecco che la politica deve fare una scelta importante, anche impopolare, ma questa forse è la scelta che deve essere presa. Il Green Pass invece in questo momento sta appunto creando, come diceva l'assessore Donazzan, ma come lo vedevo anche dalle parole comunque del consigliere del Partito Democratico, sta comunque creando tensioni e sono tensioni che non fanno bene né al Veneto né all'Italia. E che ci siano tensioni ne abbiamo parlato anche prima della diretta di Zaia con il virologo Pregliasco, ci ha detto appunto che in questo periodo è bersagliato parecchio di odio social, ma insomma lo stesso Longo, le stesse piscine, gli stessi ristoratori. C'è questa tensione sociale nell'area, Longo? Sì, c'è ed è palpabile quotidianamente. Noi siamo realtà che comunque accentrano persone. Pensate, un impianto medio-grande fa in genere 150-180 mila passaggi all'anno. Parliamo nel 2019, certo. Ovviamente 2020-2021 sappiamo bene esatto quale disastro abbiamo percorso, però questo non cambia l'idea che vediamo tante tipologie di personalità, di famiglie e casistiche. Proprio la norma attuale pone grande difficoltà perché noi stessi siamo arrivati ad essere delegati di situazioni che non siamo in grado di gestire, non siamo noi la norma, non siamo noi il verificatore, come giustamente diceva anche l'assessore, andiamo a scontrarci con la normativa della privacy che non è di nostra competenza. Ecco perché a maggior ragione probabilmente la parte governativa deve dare chiarezza, se no se si lascia il libero arbitrio del singolo che persegue il proprio interesse ovviamente diventa una disputa
meramente territoriale, certo, se non addirittura familiare, perché ricordiamoci anche di quei casi dove abbiamo i ragazzi che magari sono disposti al vaccino, i genitori che non sono disposti. Pensate cosa può capitare a livello di nucleo familiare, e questo credo che non sia una responsabilità che possa essere svolta dal singolo. Nei nostri casi ci prepariamo poi a un'apertura di settembre dove noi lavoriamo col giovanile con grandi difficoltà, perché dovremmo scontrarci proprio col Green Pass o con la vaccinazione, perché giustamente il sindaco Scopella ha argomentato un tema davvero importante: l'arma è effettivamente la vaccinazione. E aggiungo un tema, poi andiamo in pubblicità, ma approfitto del fatto che Montanariello è comunque un esperto di trasporti e Scopel è consigliere delegato in provincia di Belluno per i trasporti. E finora dal Green Pass è stato tenuto fuori il TPL, il trasporto pubblico locale, ma sembra una soluzione un po' ferragostana questa, no? Siamo tutti più o meno in vacanza, o comunque come abito mentale abbiamo questo della vacanza, del rilassamento collettivo, però fra un mese su questo c'è il rischio di vederne delle belle. Scopel, da consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno, lei come la vede? Come vede il rientro a scuola, per esempio? Ad oggi ci dicono che la capienza potrà essere quella dell'80%, e per cui come provincia e con la società che gestisce il trasporto pubblico locale ci stiamo adoperando di conseguenza. Lo scorso anno ci eravamo adoperati anche per quando la capienza era al 50%, per cui per quanto ci compete faremo tutto il possibile affinché il trasporto sia garantito e sicuro. Poi per quanto riguarda il fatto che all'interno di questi mezzi possa servire o meno il Green Pass, ripeto, come dicevo prima, certo, siccome crea distinzione, io davvero spero che questo non sia. Se si deve agire in maniera diversa. Intanto i giornali oggi Montanariello del Veneziano e non solo titolano: assalto, liti abusivi a Venezia, il Ferragosto è a livello pre-Covid, ancora res sui vaporetti, parcheggi esauriti e quant'altro. Ne abbiamo parlato più volte con lei di questo tema. Il trasporto veneziano non conosce pace da questo punto di vista. Ma l'ultima volta che abbiamo parlato mi sentirei di dire che sono stato un facile profeta di quello che sarebbe accaduto con la linea di questa amministrazione comunale a Venezia. Ed è vero che il trasporto pubblico a Venezia non trova pace, ma è anche vero che il trasporto pubblico a Venezia era in piena pace e serenità. Ricordiamoci che trasportava capienze in maniera nettamente superiore a quelle che non riesce a trasportare adesso. Oltretutto mi dicevano i sindacati che si è dato l'obiettivo l'azienda di recuperare il 60% di fatturato di quello fatto nel 2019, fatturare il 60% nel 2021. Calcolando i primi 3 mesi fermi, mi chiedo come farà a fare questa fatturazione se siamo in periodo estivo con una fornitura di servizio, decantano i sindacati, inferiore a quella del servizio invernale. Centinaia di lavoratori stagionali a casa, servizi subappaltati ad aziende terze con mezzi che hanno meno capacità di trasporto. Mi viene in mente la linea 15 che non viene fatta con i battelloni da 400 persone, ma con mezzi privati che credo portino meno della metà, vuole dire meno della metà, ma meno della metà sicuro. E quindi qua siamo di fronte a chi politicamente si deve assumere le responsabilità di aver rotto un equilibrio che c'era, oso dire, quasi perfetto tra azienda, amministrazione, territori limitrofi, esigenze della città, lavoratori e flussi turistici. Quindi lei dice, Montanariello, il Covid c'entra ma fino a un certo punto, insomma. Il Covid c'entra gran poco, cioè non è mica il Covid che impedisce all'amministrazione di chiamare gli stagionali o mettere i mezzi in acqua, oppure di evitare le esternalizzazioni a aziende che hanno meno capacità di carico. Qua siamo di fronte a qualcuno che politicamente si è assunto la responsabilità di rompere questo equilibrio nella maniera più brutta che esiste, ovvero mettendo i lavoratori
contro l'azienda, piuttosto che l'azienda contro i turisti, piuttosto che i cittadini pendolari contro i dipendenti, creando in maniera anche strumentale delle tensioni tra le varie parti che compongono il puzzle del cittadino. Per questo io circa 2 ore fa ho detto che Brugnaro deve prendere atto di questa vicenda e come minimo chiedere le dimissioni dell'assessore ai trasporti veneziano, e chiederò a Zaia, appena riprenderanno i lavori, se sia il caso di interrompere quelle che sono le azioni pubblicitarie che il Veneto fa anche nei confronti di Venezia, per evitare che da una parte la regione promuova il territorio veneto e dall'altra ci troviamo che una volta che dopo scelgono il Veneto come meta devono stare ore in coda sugli imbarcaderi, come le foto oggi sul Gazzettino mostrano chiaramente, ecco. E quindi mi pare che sia un programma bello impegnativo per il suo Ferragosto questo, Montanariello. È un bel programma. Allora, io credo che in un'amministrazione che le cose funzionino, la prima cosa che fa un sindaco capace e competente è quello di mandare via l'assessore, dicendo che c'è un assessore politicamente incapace di gestire la vicenda e che quindi che l'assessore Borasso torni con l'ombrellone sulle rotaie del tram come faceva quando era in opposizione, anziché fare l'assessore ai trasporti. Si lasci spazio a chi politicamente è meglio in grado. Messaggio chiarissimo, Montanariello. Abbiamo un minuto di pubblicità e rientriamo quindi fra pochissimo dopo. Di nuovo in diretta, siamo un po' alle battute conclusive. Abbiamo parlato di tanti argomenti, inevitabilmente ci sono stati degli annunci importanti da parte del presidente Zaia su tutti i tamponi che non saranno più gratuiti a partire dalla mezzanotte, se non per alcune fasce della popolazione che abbiamo visto. Ci sono dall'altro lato 1 milione di dosi di vaccino invece a disposizione, con i nostri ospiti che sono rimasti: Pierpaolo Longo, Sonnuoto, Jonathan Montanariello, Partito Democratico, il sindaco di Serena Dario Scopel, coordinatore provinciale per Belluno di Forza Italia. Abbiamo un po' approfondito la questione, messo insieme quelli che abbiamo chiamato indizi, perché tra Green Pass, Novax, obbligo di vaccino e quant'altro sarà un autunno probabilmente molto complicato. Adesso stiamo vivendo questa bolla ferragostana, ma finita appunto questa bolla restano diversi nodi critici, per esempio il trasporto pubblico locale, e anche di questo abbiamo parlato. Ma insomma ci sono anche elementi estremamente positivi e uno su tutti, le Olimpiadi che si sono concluse ieri a Tokyo, 40 medaglie per l'Italia, un risultato davvero storico, e qui il Veneto ha avuto un peso importante perché le medaglie più simboliche, evocative, iconiche di queste Olimpiadi sono arrivate da atleti delle Fiamme Oro che hanno di fatto sede a Padova. Nelle scorse ore è rientrato Massimo Stano, abbiamo le immagini, che è stato medaglia d'oro nella marcia proprio a Tokyo 2020, eccolo qua, e lui di fatto ha dedicato la medaglia a tutti i suoi colleghi della polizia, a partire appunto dai colleghi di Padova, e ha ringraziato in particolare Sergio Baldo, che avevamo nei nostri telegiornali sabato. Sergio Baldo, che è il coordinatore, il direttore tecnico di questa squadra potentissima e che appunto lavora a Padova. Vi chiedo, tanto anche per alleggerire i toni e per parlare di qualcosa di veramente bello, Sindaco Scopel, questo comunque contribuisce un po' a risollevare l'umore delle truppe. Per certi versi, diciamolo, lo sport come la cultura ha anche un'innegabile valenza economica.
Certo, assolutamente. La prova che l'Italia ha dato in Giappone certamente darà dei risultati positivi anche nel prossimo futuro, e soprattutto per quanto riguarda il Veneto e la nostra provincia di Belluno, anche pensando alle Olimpiadi che ci saranno nel 2026, sulle quali dobbiamo lavorare tutti insieme, perché sono certamente un volano che da adesso fino ad allora potranno fare in modo che anche economicamente il nostro territorio possa avere dei dati davvero positivi. Certo, Cortina 2026 è la tappa delle tappe, una battaglia per l'intero territorio, ma in particolare, diciamolo, lo dico da bellunese, per il bellunese e per la montagna, Sindaco Scopel. Montanariello, immagini che hanno fatto bene, dicevamo, al morale delle truppe. Abbiamo visto anche una fantastica, rimanendo a Venezia, Federica Pellegrini, che ha concluso la sua carriera al top. Una sua emozione, siamo in chiusura velocissima. Ma sicuramente credo, dopo i risultati calcistici, aver ottenuto anche questi risultati nelle Olimpiadi scaldano fortemente il cuore. Tra l'altro, venendo 2 giorni in vacanza nel paese nativo della mia compagna, mi sono trovato nella piena festa della Palmisano, altra medaglia d'oro italiana qui di Mottola, quindi credo il clima in tutta Italia, non solo in Veneto, dei risultati raggiunti dai nostri atleti è sicuramente un'iniezione di positività, e oltre al fatto che ricordano ancora una volta l'eccezionalità del nostro paese, di quanto magnifico sia non solo il nostro paese ma anche i suoi abitanti, che quando hanno voglia di emergere gli italiani sono veramente i numeri uno. Anche questo, diciamo, quindi è made in Italy. Chiudo con Longo, lei è un atleta, ex atleta, nuotatore, quindi un suo giudizio anche tecnico. Beh, io devo dire che gli atleti di queste Olimpiadi, senza nulla negare ai predecessori, però hanno passato un periodo di allenamento difficilissimo, per cui portare a casa questi risultati è stato oltremodo un risultato importantissimo, non solo per i nuotatori ma anche per tutte le altre situazioni che hanno dovuto confrontarsi con strutture pressoché chiuse nonostante le varie deroghe. Quello che a me ha colpito moltissimo sono state nelle interviste dei vari medagliati, e non solo, però l'attenzione che hanno dato al ringraziamento delle loro famiglie, degli staff tecnici e dei compagni di squadra, che sono stati il vero collante, secondo me, dei risultati, oltre le istituzioni che purtroppo forse in qualche caso hanno ceduto il passo a altre dinamiche, per cui orgogliosi di essere italiani con questi risultati ottenuti in una situazione veramente incredibile. Tra l'altro sia Jacobs che Tamberi potrebbero essere a Padova già il 5 di settembre, quindi ovviamente sarà un abbraccio collettivo da parte della città e non solo. Grazie davvero a Dario Scopel, sindaco di Seren, coordinatore provinciale di Forza Italia per Belluno, Jonathan Montanariello, Partito Democratico, consigliere regionale, grazie Montanariello come sempre, e grazie a Pierpaolo Longo che è rimasto con noi per tutta questa diretta. Abbiamo sorvolato i temi principali, e i temi principali ve li ricordo: dalla mezzanotte tamponi che non saranno più gratuiti per buona parte della popolazione, chi dovrà andare in viaggio, chi dovrà andare al lavoro, quindi per tutti i motivi, diciamo così, personali, basta. Dalla mezzanotte di oggi i tamponi non saranno più gratuiti, rimangono gratuiti per le fasce più deboli e per chi dovrà andare a fare visita a parenti, congiunti nelle case di riposo e negli ospedali, anche per i disabili, per i ragazzi che partecipano ai campi estivi e quant'altro. Ma stasera metteremo in fila tutti questi argomenti. 1 milione di dosi a disposizione per il vaccino, l'altro annuncio del governatore Zaia, e poi c'è il nostro sondaggio che di fatto vi abbiamo proposto più volte: Green Pass in azienda, giusto? Se sì, 0422 1626 691, se non è giusto invece 0422 162 6690. Tra l'altro dalla redazione mi dicono che stanno già arrivando migliaia di telefonate, perché il tema è sicuramente di interesse, ne vedremo e ne sentiremo
davvero delle belle nel corso delle prossime settimane. È tutto per il momento, noi rientriamo in diretta alle 18:30 puntuali come sempre con l'informazione dal Veneto, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso Belluno. Ringrazio dalla regia Alberto Piovesan e Andrea Basso. Grazie davvero a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento.